pensavo che forse Papa Francesco, siccome io lo seguivo molto, lo rispettavo molto e mi manca tanto, forse mi ha mandato un messaggio nel dirmi, farmi capire che forse dovevo leggere questo libro, Il viaggio di mamma Teresa, perché anche ieri sera avete sentito la tragedia di questi genitori, di queste mamme, che vedono partire i loro figli nella guerra, in guerra, non sanno neanche se torneranno. La disperazione di quei genitori che hanno ancora i figli in questi paesi devastati dalla guerra. Io non so cosa sta succedendo. Certo che molte persone influenti, importanti, grandi della terra hanno perso l'umo della ragione. Io non so come ne verremo fuori, con quante e soprattutto con tutte le ossa rotte. Avete già visto i rincari, devono ancora partire, già si fa i rincari sulla benzina, si parla delle bollette da gas. Ognuno fa quello che vuole, ma come? Sono già rincarati, ma come mai? Speculazione, ma chi se ne frega, tanto pagano i deboli, le famiglie, che problemi ci sono? Quello che ha tanti soldi non gliene può fregare di meno. Ma pensate per gli altri che situazione drammatica. Allora continuiamo a leggere, prima di presentare i graditissimi ospiti, alcuni brani di questo libro. Anna Dager nel suo reggimento svolgeva l'incarico di goniometrista e per questo si ammalò con esaurimento alla vista. Io ero anche contenta perché sapevo che non doveva combattere, ma la paura che gli succedesse qualcosa c'era sempre. Ormai era quasi un anno che era lontano da casa. Mi aveva spiegato che lui era stato incaricato di fare il tecnico addetto alle misurazioni con goniometro. Era un lavoro molto importante perché significava essere uno specialista delle misurazioni con degli apparecchi che rilevavano la posizione militare. La strumentazione purtroppo non era moderna e lui, con i pochi mezzi che aveva, cercava di svolgere al meglio il suo incarico. Dal troppo lavoro, dei troppi calcoli, si ammalò agli occhi e venne ricoverato addirittura per 6 mesi in un ospedale in Grecia. Mio figlio però sapeva che io mi sarei preoccupata e quindi non mi aveva scritto nulla di questo problema. Quando mi doveva mandare le lettere, faceva imbucare la posta fuori dall'ospedale, dandola a dei compagni, perché così non mi accorgevo che era stata scritta da un ospedale militare. Questo figlio che cerca di nascondere alla mamma la sua sofferenza, i problemi che ha per non preoccuparla, perché sa quanto bene vuole questa mamma a questo figlio. Allora io partirei proprio presentando il professor Dalla Zuanna, professore universitario. Grazie veramente di essere qui, professore. Grazie anche a Carlo Molinari, grazie. Scrittore, sentiremo anche questo scrittore. Professore Dalla Zuanna, allora cosa ci racconta, cosa mi dice questo momento un po' particolare per il nostro paese, pochi nasciti, i diversamente giovani abbandonati a se stessi? Guardate che bisogna fare qualcosa. Io sono andata in ospedale ieri, ho accompagnato una persona, ormai vado ogni settimana. Voi non avete idea, le persone diversamente giovani, spaurite, confuse, non sanno dove andare, non trovano, la gente è di fretta, perciò non si ferma. Guardate che veramente, io lo dico ai direttori generali, lo dico anche al presidente della regione, fatevi aiutare dal mondo del volontariato, mettete all'entrata più persone che indicano le strade. Sono diventati, non sono ospedali, sono dei casermoni enormi, uno si perde, non riescono a fare il ticket. Allora, professor Dalla Zuanna, cosa mi dice? Mi scusi se ho fatto questa apertura, ma siccome queste figure mi stanno molto a cuore, ecco perché li vedo veramente fragili, molto fragili, già le patologie che hanno, in più non li accogliamo come dovremmo accogliere e accompagnarli, cosa faremo? E sono i nostri giovani che dovrebbero accompagnarli. Prego, professor Dalla Zuanna. La persona, perché state inquadrando la... Ecco, adesso ci sono... Sì, adesso la sento. Eccomi qua. Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito alla trasmissione a cui vengo sempre molto volentieri. Effettivamente quello che Mirella adesso ha descritto è proprio uno dei problemi che abbiamo ora e che avremo anche nei prossimi anni, perché per certi versi dobbiamo riuscire a gestire un cambiamento positivo, cioè l'aumento della sopravvivenza che c'è stato. Pensate che oggi
l'età media a cui le persone muoiono è di 10 anni più alta rispetto a 50 anni fa. Questo vuol dire che abbiamo 10 anni in più di vita, che però deve diventare vita buona e non vita vissuta con i problemi che Mirella descriveva prima. Questo vuol dire, per esempio, appunto negli ospedali avere un'attenzione fortissima per le persone. Noi viviamo un po' in una strana contraddizione. Da un lato, quando si entra dentro a un ciclo di cure fatto bene, abbiamo delle cure straordinarie che una volta neanche ci sognavamo. D'altro canto, a volte proprio si cade sulle cose più banali, no? Cioè sull'essere accompagnati per anche percorsi di cura anche semplici, esami che arrivano a mesi e dopo rispetto a quando dovrebbero essere fatti, e specialmente molto spesso, come diceva appunto Mirella, le persone sono lasciate sole a dover gestire la complessità del percorso di cura. E non stiamo parlando delle malattie, anzi paradossalmente se le malattie sono gravi spesso si viene curati bene, e sono proprio le cose anche più diciamo banali, che non sono banali per chi le ha, no? Che a volte portano a difficoltà. E su questo non c'è altro che un'organizzazione molto curata. Un errore che abbiamo fatto, per esempio, quando c'è stata l'unificazione delle ASL, è stato di diminuire fortemente tutta la parte amministrativa, che è la parte che non si vede. No? Noi vediamo i medici, vediamo gli infermieri, ma se dietro non c'è tutta una serie di persone che lavora, che si parlava prima del goniometrista, no? Cioè che ci vuole, quando c'è i soldati dietro c'è tutto un lavoro di preparazione delle cose. Lo stesso vale per la lotta alle malattie, ci vuole una struttura amministrativa che funziona, la struttura degli appalti che funziona e le cucine che funzionano, tutte queste cose qua. Se questo non va, cosa vuol dire non va? Che è sottofinanziato, che è mal organizzato, ne risente tutto. Più chiaro di così. La ringrazio, professor Dalla Zuanna, per condividere il mio pensiero, ma è quello che si vede, è quello che vedono anche i cittadini, non è che lo vedo solo io, vedo la Mirella, forse Mirella è più conosciuta, perciò veramente hanno coraggio di avvicinarmi, perché veramente è una cosa che mi commuove, guardate che ve lo dico veramente, mi commuove veramente. Ma il problema, vede, professor Dalla Zuanna, non è quello che mi arrabbio io, non è che non abbiamo la possibilità di aiutare, è che non ci mettono assieme, non vogliono che facciamo squadra, è là il grande problema, perché specialmente nel Veneto abbiamo un mondo di volontariato che è preparatissimo, con dei professionisti in tutti i settori, però siamo divisi, ognuno fa la propria cosa, anzi ne fa tante, così non si sa mai cosa faccia, non sappiamo a chi rivolgerci, perché se non abbiamo i nomi e i cognomi non lo sappiamo, punti di riferimento non ce ne sono. Io ieri avevo il primario dell'ospedale di chirurgia spinale assieme al dottor Del Verme e ho detto: ma perché in questo grande ospedale che si sta svuotando, il vecchio ospedale, non facciamo una grande fisioterapia dove la persona quando entra in ospedale ha anche il punto di riferimento, no che deve uscire, andare a cercare chissà dove a fare la fisioterapia, se la trova, ma capite che, ma sono io che devo dire, ma è possibile che non si può? Una volta si entrava in ospedale e si andava a fare la fisioterapia in ospedale, poi è cambiato tutto, noi più avanti e che andiamo e più indietro torniamo, però Carlo Molinari, scrittore, ha scritto un libro che mi intriga tantissimo, Il giorno del giudizio, perché arriverà anche per certe persone il giorno del giudizio, ecco io ci credo, perciò arriverà davanti a San Pietro e San Pietro dirà: e tu cosa ci fai qua? Forse hai sbagliato anche strada, perché non è che devi arrivare qua da me, forse devi andare da un'altra parte e non di sicuro in paradiso e neanche in purgatorio, ma magari all'inferno sì. Allora, Molinari, perché questo titolo, cosa vuole dire questo libro? Prego, dottor Molinari. Mirella, grazie dell'ospitalità e buongiorno a tutti i telespettatori. Beh, questo libro nasce da una raccolta di poesie e il giorno del giudizio è proprio un'anticipazione di quello che lei ha giustamente detto, ovvero quando ci troveremo, per chi crede naturalmente, davanti al Signore, che cosa porteremo?
cosa porteremo della nostra vita? Io penso, e non solamente io, porteremo quello che abbiamo seminato, cioè l'amore che abbiamo portato, abbiamo cercato di coltivare, che abbiamo cercato di seminare nella nostra vita. Non ci verranno chieste le nostre proprietà, ci verrà chiesto solamente l'amore che noi abbiamo seminato, e la poesia è uno dei mezzi per poter esprimere pace universale, amore e anche denuncia sociale dei mali che imperversano in questo mondo. È vero, dottor Molinari, è anche vero che io vedo questi giovani, sapete che li difendo a spada tratta e li difenderò sempre, come i deboli e gli ultimi. Io vedo nei giovani la poesia, io li vedo belli, li vedo preparati, li vedo anche molto sensibili. Certo che dobbiamo anche capire che li dobbiamo accompagnare, sono piccoli, loro pensano di essere grandi ma sono ancora piccoli, non sono ancora cresciuti, tanto è vero che il cervello a 18 anni cresce ancora. Eppure qualcuno si dimentica di questo, perché con gli esempi che abbiamo, pochi ma terribili, fanno sì che questi giovani siano visti in malo modo, si ha paura del giovane, il giovane non ha voglia di far niente, il giovane vuole solo far festa. No, il giovane vuole vivere diversamente da come siamo vissuti noi e anche i nostri nonni. Lui ha rispetto della vita, vuole godersi anche un po' la vita, mi sembra normale. Non vuole solo lavorare, vuole anche vivere. Cosa dice, dottor Molinari? Come vede lei i giovani? Mirella ha detto i giovani per Mirella sono una poesia. Io devo dire che credo molto nei giovani, ho dei nipoti fantastici e i giovani, come lei ha detto giustamente, hanno grande potenzialità. Secondo me questa nostra società che va molto di corsa, che corre freneticamente senza mai fermarsi, avrebbe bisogno di fermarsi un attimo e ascoltare di più i giovani, perché penso che tante problematiche che hanno i giovani, che abbiamo avuto anche noi da giovani, seppur in maniera e modalità diversa, ma tante problematiche che hanno i giovani di adesso possano derivare da un fattore fondamentale, cioè c'è poco ascolto. E secondo me, ripeto, i giovani vanno più ascoltati per tirare fuori il potenziale che hanno dentro di sé e poter rendere migliore la loro vita stessa e la vita della società nella quale si trovano a vivere. Allora andiamo a vedere questo primo servizio, demografia, giovani, provincia, e poi sentiremo cosa ne pensa il professor Giampiero Dalla Zuanna, che lui con i giovani veramente tutti i giorni penso gli incontri e forse ha le idee più chiare di quello che abbiamo anche noi o qualcuno di noi. Andiamo a vedere. Meno nascite, meno bambini e una popolazione giovane che continua lentamente a ridursi. La Marca trevigiana si confronta con un cambiamento demografico che incide sul futuro del territorio. Nel 2024 i giovani sotto i 24 anni sono diminuiti dell'1,3%, con oltre 2.600 residenti in meno. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Statistica della provincia di Treviso su dati Istat. Al 31 dicembre 2024 i residenti con meno di 24 anni sono 199.315, ovvero il 22,7% della popolazione complessiva. Poco più di 103.000 sono maschi, quasi 96.000 le femmine. Le fasce più numerose sono quelle tra i 14 e i 24 e tra i 6 e i 10 anni, mentre continua a ridursi il numero dei più piccoli. I bambini tra 0 e 2 anni sono solo il 2%, con un calo del 3,1% rispetto al 2023, in linea con la diminuzione delle nascite a livello nazionale. Fa però eccezione qualche comune. Moriago della Battaglia, San Polo di Piave e Porto Buffolè registrano un aumento significativo dei bambini nelle culle, con percentuali che vanno dal 23 al 27% rispetto all'anno precedente. In generale, la maggiore presenza di giovani si rileva in comuni come Altivole, Loria, Fonte, San Zenone degli Ezzellini e Zero Branco.
I giovani stranieri sotto i 24 anni sono oltre 25.000, il 12,8% del totale, con una presenza più consistente nelle fasce adolescenziali, ma anche loro sono in diminuzione del 3,3%. Se guardiamo però il quadro degli ultimi 20 anni, il numero complessivo dei giovani è rimasto sostanzialmente stabile, ma con un progressivo spostamento verso le età più alte. Un trend che pone nuove sfide sul piano sociale, scolastico e dell'equilibrio generazionale del territorio. Allora, sentiamo il commento del professor Giampiero Dalla Zuanna. Prego, professore. Sì, effettivamente la provincia di Treviso ha fatto una descrizione molto precisa di quello che sta succedendo. Da un lato, come abbiamo detto prima, c'è un aumento importante della popolazione, diciamo come li chiama Mirella, dei diversamente giovani, perché sono i figli del baby boom, quelli nati negli anni 50 e all'inizio degli anni 60, che arrivano a compiere 65 anni, 70 anni e quindi entrano alla terza età, e sono tanti. E d'altro canto appunto abbiamo numeri molto più contenuti di bambini. Questo è dovuto al grande calo delle nascite, ma specialmente ormai alla diminuzione del numero di persone in età da avere figli, no? Sono sempre di meno. Ecco, nei prossimi anni probabilmente il numero di bambini resterà più o meno costante o calerà di un poco, mentre appunto il numero di anziani continuerà ad aumentare. Il problema in realtà più grosso che avremo anche in provincia di Treviso è la diminuzione della popolazione in età attiva, perché, ossia quelli che possono lavorare. E perché la diminuzione di questo porta, lo vediamo già oggi quando giriamo per le strade, le scritte cercasi commesso, cercasi operaio, cercasi questo, cercasi quello, no? E non è perché i giovani non vogliono fare i commessi, gli operai e tutto il resto, ma semplicemente perché non ci sono. Soluzioni a queste cose, la soluzione è di utilizzare in modo intelligente la valvola migratoria, cercando di evitare che i nostri ragazzi vadano a lavorare all'estero, ma questo lo si può fare solo con stipendi adeguati, con altre cose del genere, con una politica della casa degna di questo nome, e nello stesso tempo dobbiamo aiutare le famiglie, le coppie ad avere i figli che vogliono avere, perché non è vero che la gente non vuole avere bambini, ma molto spesso la gente non riesce ad averli perché ritiene di non essere nelle condizioni economiche necessarie per avere serenamente un bambino e tirarlo su fino a quando questo comincia ad avere 20 anni. Ecco, quindi veramente abbiamo bisogno di riforme radicali da questo punto di vista, e devo dire che purtroppo non c'è in generale una consapevolezza forte della necessità di intervenire su questi versanti. Professor Dalla Zuanna, forse gliel'ho già detto, il pensiero che ho io. È solo anche una questione economica oppure anche una questione psicologica, troppo impegno, sacrificio, devo prima inserirmi nel lavoro? Guardi, più che c'è una questione psicologica, almeno questo dicono studi che riguardano tutta Europa, fra l'altro non solo l'Italia, ma non è tanto la paura di un impegno, di una cosa, ma specialmente la consapevolezza, l'idea che per le nuove generazioni la vita sarà peggiore di quella delle generazioni attuali. Questa idea di insicurezza molto forte, non tanto per la vita propria quanto per la vita futura. Pensi che hanno fatto una ricerca chiedendo alla gente se si viveva meglio oggi o meglio nel 1975, e la grande maggioranza delle persone ha risposto 1975, dimenticandosi la crisi petrolifera, dimenticandosi il terrorismo per strada. E questo lo dicono non solo gli anziani, uno dice vabbè sì, si viveva meglio quando ero giovane, no? Ma lo dicono anche le persone che hanno sui 40 anni, che non erano neanche ancora nati nel 75. Allora capisce che se il clima che c'è, se c'è questa idea di pessimismo generale, stessi risultati li abbiamo avuti anche in Olanda, li abbiamo avuti in Inghilterra, allora questo effettivamente è una cosa che fa sì che le persone esitano ancora di più a decidere di avere un bambino in più. Questo accade, naturalmente, se mettiamo assieme questo con i problemi appunto di tipo economico che ci sono, specialmente per chi ha lavori precari, per chi fa fatica a trovare una casa, e allora vediamo che la conseguenza di tutto questo in Italia e in altri paesi europei è proprio
il fatto che nascono pochi bambini. In realtà i bambini, la gente, ripeto, li vorrebbe. Non c'è una chiusura rispetto al fatto di aver figli, no? La gente è disposta anche a fare sacrifici, anche perché si rende conto che non c'è niente di più bello che avere un bambino, eccetera, no? Tirarlo su, tutto il resto. Però bisogna creare le condizioni perché questo possa avvenire senza che la gente lo percepisca come un rischio per la propria vita e anche per la vita dei bambini che possono arrivare. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al scrittore, al poeta, per i giovani, vivere in poesia, sa cosa che è? Avere un futuro, un buon lavoro, la possibilità di farci una famiglia, vivere tranquilli. Questa è la poesia. E la poesia non mette su e pignata. Devo un lavoro sicuro, devo un stipendio sicuro, perché non è semplice che tappa 4-5 mila euro al mese o 20 come i politici. Quando che uno tappa 1.200 euro al mese, che famiglia ha avuto che metta su? È impossibilità. Una volta che era 8-9 fiori e avremo fame, e miseria, non fame, perché per mangiarsela andiamo. Adesso siamo tutti scienziati, tutti professori, tutti abbiamo un cervello che capiamo tutto e non siamo buoni a capire il problema della natalità, che è semplicissimo. Dare una casa, un lavoro, un bel stipendio, sul giro dei 10 anni ti dà 100.000 bambini fatti pronti. Ma non capisco un governo queste robe che qua. Noi siamo passati i governi con una casa, ha fatto sterminio delle case per i poveretti, gli dava di scatto, va bene, dopo 10-20 anni e restava su. Cioè, gliene nasceva quanti che ti volevi. Adesso siamo Dio torsi in giro, perché siamo Dio, non volevamo risolvere i problemi, ma noi sono 50 anni che per i giovani per sposarsi non fa niente. Ma la Venezia, come era Cacciari, gli dava 10 milioni a comprare un appartamento e 5 a Mestre, va bene, e ha aiutato tanti fiori a comprare, gente che ha bisogno, che aveva tutte le qualità giuste, no? E si è sposato, i fiori si è messo a posto. Bisogna che mettiamo qualche soldino in scarsera e voglia di lavorare, gli avrà. Ma cosa bisogna lavorare con 1.200 euro che ti paghi? Grazie Rinaldo, grazie, sei stato molto chiaro, le tue riflessioni le abbiamo sentite, adesso andiamo a vedere anche questo libro, questo importante libro con un titolo veramente che intriga, Il giorno del giudizio, e vediamo anche questo video di autopresentazione di Carlo Molinari. Buongiorno a tutti voi, io mi chiamo Carlo Molinari. Ho 61 anni e vivo a Conegliano in provincia di Treviso. Da tutta la vita, si può dire, mi occupo di poesia e scrittura e ultimamente mi occupo da un po' di anni anche della realizzazione di video per YouTube e di Reels per i social. Se vogliamo dire qualcosa sinteticamente di me, posso dire che ho al mio attivo 25 pubblicazioni tra libri di poesia, racconti e favole, ma prettamente poesia. E sono stato inserito su Wikipoesia, l'enciclopedia online dei poeti contemporanei, ancora 3 anni fa. Nel 2025 e nel 2024 mi sono stati conferiti 2 premi alla carriera e quasi 5 anni fa ho fondato Poeti 2000 International, che è un movimento poetico internazionale online presente su Facebook, Instagram e YouTube, che cerca di promuovere la poesia a livello mondiale. Attualmente Poeti 2000 International conta quasi 5.300 iscritti da varie parti del mondo. Di me e della mia poetica posso dire che scrivo da sempre in verso libero, scrivo a distinto secondo quello che l'anima
mi chiede di scrivere quindi anche poesie di 2-3 versi o poesie più lunghe, a seconda di quello che è il momento. Le mie poesie prediligono l'amore con la A maiuscola, cioè inteso a 360 gradi, e quindi amore per il creato, per la natura, per le persone stesse, amore anche e denuncia sociale di quelli che sono i mali del mondo, e ricerca del soprannaturale, perché io credo nella vita eterna e credo nella presenza di un Dio che ci accompagna nel nostro vivere quotidiano se noi gli lasciamo la porta aperta del nostro cuore. Grazie di avermi ascoltato e auguro a tutti una buona giornata. Che bello! Allora sentiamo il professor Dalla Zuanna intanto, che magari lo scrittore Carlo Molinari prepara una poesia per noi abbiamo voglia di sentire anche le poesie che ha scritto Carlo Molinari. Ecco, professor Dalla Zuanna, cosa direbbe a questo Carlo Molinari che ha capito l'importanza dei social per l'internet, per arrivare ai giovani anche con la poesia? Prego, professore. Intanto mi lasci dire che il titolo del suo libro è un titolo che lui naturalmente lo saprà, è una poesia bellissima di Belli, quello che faceva le poesie in romanesco. La poesia è Il giorno del giudizio, e lui avrà ripreso il titolo, magari poi ci racconta in che modo lo ha fatto. E devo dire che di questa idea di utilizzare la poesia anche attraverso gli strumenti moderni e contemporanei per avvicinare al cuore della gente, al cuore dei giovani, è molto bella, e perché noi naturalmente io scrivo saggi, scrivo cose eccetera, ma se vogliamo veramente colpire il cuore e la testa delle persone bisogna usare anche gli strumenti dell'arte, il teatro, la poesia, la musica, altrimenti restiamo solo sulla superficialità, oppure solo con le persone che sono in grado per preparazione, per studio, di fare ragionamenti complicati. Invece bisogna andare anche sulle cose semplici. E l'altra cosa è che effettivamente un risultato molto bello che abbiamo trovato in questi studi sulla bassa natalità è che le persone credenti, che ti dicono di credere in Dio, specialmente quando credono in Dio come qualcuno che ti dà fiducia nel futuro, sono anche persone che hanno più facilmente un figlio in più. E ritorniamo al discorso dell'inizio, no? È giustissimo quello che diceva come si chiama, l'ascoltatore di Venezia, Rinaldo, che ci sono i problemi materiali legati che bloccano le persone ad avere figli, ma esiste anche questo discorso di tensione verso il futuro, di accettare quello che può accadere, e di speranza e di fiducia, e anche la religione su questo può aiutare. Non è detto che sia la religione di chiesa, è proprio un'apertura a qualcosa che è superiore a noi. Allora, è vero però anche, professor Dalla Zuanna, che bisogna forse far capire a questi ragazzi e anche a chi l'accompagna che, come sta spiegando anche il dottor Molinari, forse la bellezza, la poesia, come lei diceva, il teatro, la cultura può salvarli. Io non sono dell'idea, professore, eppure i ragazzi mi danno ragione, non so, forse sono io sbagliata, che li recuperiamo portando a spasso il nonnino nelle RSA, facendo dei lavori socialmente utili, ma bisogna vedere quali lavori e come lavorano. Io penso che più scuola, più cultura, più impegno anche nel teatro, nello scrivere, nella poesia, possiamo recuperare questi ragazzi. E poi io ne ho avuti anche ospiti e mi hanno detto che ho ragione, che per loro non è rieducativo quello, ecco, che stanno facendo in diversi posti. Lei cosa ne pensa, professor Dalla Zuanna? Io penso che purtroppo nella nostra scuola l'attività artistica è pochissima, è confinata fino ai 14 anni e poi è confinata solo nei licei artistici. Nel liceo scientifico, nelle scuole professionali, nelle scuole tecniche non c'è nulla,
di legato all'arte. Questo è sbagliatissimo, proprio sbagliatissimo, perché è come se noi non facessimo utilizzare ai ragazzi una parte di loro. Anche perché molti ragazzi che magari a scuola fanno più fatica, eccetera, potrebbero trovare proprio nell'attività artistica anche un significato importante e anche una motivazione poi per fare anche altre cose. Il teatro è sottofinanziato, è sottofinanziata anche la musica in Italia rispetto ad altri paesi, e sono pochissimi gli italiani che sanno suonare uno strumento, per esempio, pochissimi quelli che hanno fatto teatro in modo serio, insomma, non solo le recite in parrocchia così senza preparazione, eccetera. Eppure questo sarebbe una delle cose che può aiutare a salvare, a migliorare e a dare appunto anche speranza verso il futuro anche per la gioventù. Sentiamo se vuole aggiungere qualcosa il dottor Molinari prima di leggere la poesia che ha preparato per noi. Prego. Sì, sono perfettamente d'accordo con il professore, perché c'è poco da girarci intorno. I giovani hanno un grande potenziale, e questo potenziale lo possiamo trovare e tirare fuori anche tramite l'arte nelle sue varie sfaccettature, quindi anche con la poesia, la regina delle arti, come viene definita da secoli. Ma tutte le forme delle arti consentono ai giovani e anche ai meno giovani di tirare fuori la bellezza, ciò che di puro hanno dentro, ma anche il dolore, l'infelicità, la solitudine, la preghiera, la contemplazione, l'ascesi. Quindi la poesia, per tornare al mio campo, si presta molto per avvicinare i giovani e avvicina molto i giovani nei social. I giovani si fanno molto avvicinare dalla poesia e comunque da tutte le arti in generale. Allora leggiamo la poesia, dottor Molinari? Sì, ho scelto una poesia che si intitola Ama quella rosa. Una voce nella notte e son germogliate le stelle. Dura la lacrima mia per la condanna ad una distanza troppo difficile da vivere. Tra le mani, colme di silenzio, un antico cembalo d'Oriente. Non so quanto mi resti da vivere. Ho chiesto aiuto al mio sangue, ho implorato compassione al volto sacro dell'infinito e m'ha detto che va tutto bene. Non bere amarezza, non respirare dolore, che il vento ti è amico. Una voce nella notte e son germogliate le stelle. Posso dormire su lenzuola d'azzalee. Ho donato tutto quello che potevo. Mi resta solo un bacio soffocato. Va bene anche questo, cara anima mia. Il cielo non ha confini né castighi. Ama quella voce, ama quella rosa. È la primavera che guarisce ogni tua ferita. Che bella, complimenti Molinari, che bella. Poi abbiamo iniziato proprio in questi giorni a vedere i primi germogli, ecco la primavera che inizia. Già vedere questo ti fa sentire più dolce, più sereno, ecco riesci a staccare la spina, ecco non la medicina, la natura fa sì che tu riesca a staccare la spina nel momento che vedi quel fiore, quell'albero che germoglia, quell'erba che cresce, l'azzurro del cielo. Perciò complimenti veramente, dottor Molinari, molto bella, mi è piaciuta veramente tanto. Allora, professor Dalla Zuanna, ecco la poesia, l'ispirazione, ecco bisogna essere ispirati, bisogna avere una certa sensibilità. Lei pensa che i giovani, quelli che veramente sono ai margini, quelli che forse anche con questi atti violenti stanno solo cercando di dimostrare quanta disperazione c'è dentro di loro, quanta rabbia, perché qualcuno non è riuscito a capire, ecco, di guardare questo giovane, di ascoltarlo. Per fortuna che c'è la scuola, che ci siete voi, perché io non so se no cosa succederebbe. Io vedo proprio giovani tanto, tanto arrabbiati. Prego. Senza dubbio, dietro a un atto violento compiuto da giovani, ma non solo da giovani, in realtà c'è sempre qualcosa che non ha funzionato nella loro preparazione, nella loro
nella loro formazione, nella loro vita familiare, nelle loro scelte, non per giustificare quello che fa la gente, no? Perché uno c'ha anche la responsabilità di quello che fa e delle sue scelte. Però senza dubbio, se noi riusciamo a dare ai ragazzi, per esempio, una scuola più completa, come dicevo prima, che curi anche gli aspetti artistici, ma che riesca anche ad essere più collegata col mondo del lavoro, ma nello stesso tempo collegata anche con la ricerca della bellezza, la ricerca della letteratura e tutte queste altre cose, insomma, allora riusciamo a mettere all'interno dei giovani l'entusiasmo. La parola entusiasmo, mi correggerà il poeta che sta dialogando con noi, vuol dire avere un Dio dentro, no? Il significato della parola. Noi dobbiamo dare proprio entusiasmo a questi ragazzi, è quello che anch'io nel mio piccolo cerco di fare in università, no? Dare ai ragazzi l'entusiasmo per la scienza, l'entusiasmo per le cose che loro possono aiutare anche loro a scoprire. Quando riesci a far fare questo salto, questa scintilla, vedi che i ragazzi non li ferma nessuno. Professor Dalla Zuanna, non pensa forse che bisogna intrigare questi ragazzi anche nel mondo nel quale vivono? Perché non c'è solo il divertimento, la scuola, la famiglia, c'è anche la comunità, la società civile. Io è un pezzo che dico, farli entrare di più negli ospedali, fargli vedere il vissuto. Ecco c'è un profumo diverso quando entri nell'ospedale. Ecco anche questa nuova tecnologia, perché non coinvolgerli di più? Io veramente ho delle eccellenze che mi danno ragione, mi dicono: ha ragione Mirella. L'altro giorno un cardiochirurgo, il professor Cillo, ha detto che è stato richiesto da 40 giovani, 40 ragazzi, studenti, di entrare nelle sale operatorie. Vogliono vedere, vogliono essere intrigati. Forse non li intrighiamo abbastanza. Cosa dice professor Dalla Zuanna? Guardi, qualsiasi azione metta i ragazzi di fronte alla vita vera è un'azione che è positiva. Faccio un esempio: io ho agevolato, io collaboro con i giornali del mattino, La Tribuna, come si chiamano i quotidiani NEM, no? E su questo un gruppo di giovani che conoscevo legati agli scout, li ho fatti andare in redazione a seguire la riunione di redazione che si fa ogni giorno per decidere cosa scrivere sul giornale. Bene, questo è servito tantissimo, perché li ha messi di fronte alle scelte vere, no? Come fai a decidere cosa scrivere in prima pagina? Come fai? Potete farlo anche voi come televisione, cose di questo tipo, cioè proprio mettere i ragazzi di fronte alla realtà della vita lavorativa, e questa è una cosa che aiuta moltissimo. Forse la nostra generazione su questo è stata favorita, perché tantissimi di noi lavoravano d'estate, no? E anche perché allora c'era tantissimi genitori che facevano lavori manuali, eccetera, quindi c'era una prossimità maggiore col mondo del lavoro, mentre adesso c'è quasi un limbo, e questo non è certo una cosa positiva. Guardi, professor Dalla Zuanna, noi lo facciamo molte volte, proprio incontriamo questi ragazzi nelle nostre sedi. Io sabato avrò proprio questi studenti, proprio per questo libro, Il viaggio di mamma Teresa. Saranno accompagnati dai loro insegnanti, che sono appunto Silvia Pascale e Orlando Materassi, che hanno scritto il libro, ma parleremo anche di intelligenza artificiale con degli esperti. Saranno loro che dovranno fare delle domande, ecco, loro capire cosa gli interessa, cosa gli intriga, perché io sono convinto che loro hanno tanta voglia di imparare, sono curiosi. Il problema è che se non li ascoltiamo, la curiosità scema, non riescono più a crederci. E invece, come dice lei, intrigandoli, portandoli, accompagnandoli sempre. Io ho sentito delle interviste fatte dai miei colleghi giornalisti, i ragazzi dicono: è stato un bellissimo premio in provincia di Treviso, proprio nella sede della provincia dell'Istituto Irige, dove questo ragazzo ha detto: sì, bellissimo il premio, siamo stati bravi, però dobbiamo essere accompagnati. Siamo bravi noi, ma abbiamo bisogno di un accompagnamento. Cosa dice professor Dalla Zuanna? Hanno bisogno di essere accompagnati, da soli non ce la fanno?
Beh, senza dubbio, i giovani per definizione hanno bisogno di avere qualcuno che li instrada. Bisogna stare attenti che l'accompagnamento non sia paternalismo, ossia dire mi so tutto, ti ascoltami, guarda, fa quello che dico me, insomma, no? Questo è sbagliato. Però quando loro vogliono andare in sala operatorio con il professor Cillo, non è che vogliono mettersi loro ad operare, no? Ma vogliono cominciare a capire come funzionano le cose. E su questo dovrebbe essere anche a scuola, all'università dovrebbe essere così, non dovresti mai ai ragazzi dare la pappa fatta, come si suol dire, no? Non dovresti neanche lasciarli, abbandonarli a loro, ma cercare di fare quel difficilissimo lavoro che devono fare anche i genitori, che è quello di accompagnare i ragazzi, essere sempre al loro fianco, però senza sostituirsi a loro e senza avere rispetto a loro un atteggiamento appunto di controllo eccessivo. È un'arte educare, cioè non è facile, lo sappiamo tutti, e non tutti lo sanno fare purtroppo, ed è importante anche che i giovani incontrino diverse figure, no? Per esempio io ho conosciuto allenatori sportivi che riescono a fare questo ruolo, che lo hanno fatto, ho conosciuto insegnanti molto bravi che l'hanno fatto, o anche persone che magari i giovani incontrano una volta nella vita e che lo segnano per sempre, no? Può essere anche un poeta, può essere anche una persona che trovano così. Ecco, questo va fatto. Naturalmente non c'è una ricetta per questo, e non c'è neanche, è sbagliato anche dire che i giovani non sono interessati a questo, cioè, non è vero, cioè tu devi proprio riuscire ad avere un progetto educativo, metterlo in atto e poi chiedere anche ai giovani responsabilità, no? Cioè saper rispondere rispetto alle cose, senza fargli troppi sconti, perché bisogna che uno sia messo di fronte anche al suo impegno, eccetera. Però è un meccanismo che quando riesce ad attivarlo veramente dà risultati straordinari. Allora sentiamo prima di andare in pubblicità se Carlo Molinari vuole aggiungere qualcosa a quello che ha sentito, dopo prepara anche un'altra poesia per noi Molinari, prego. Ma sono con me in questo senso sfonda una porta aperta, perché non si può che essere d'accordo con le parole del professore, perché i giovani vanno stimolati. Come dicevo prima in apertura di trasmissione, il mio modesto pensiero è quello che nella società di oggi c'è poco ascolto, talvolta anche nelle famiglie, ma non solo nelle famiglie, in generale i giovani trovano poco ascolto e quindi non sempre sono motivati a venire fuori, a tirare fuori quello che hanno dentro. Quindi è molto importante, importantissimo l'ascolto, motivare e far sì che ci siano occasioni di crescita interiore, spirituale e fattiva. Molto chiaro, allora speriamo veramente che qualcuno riesca a capire l'importanza delle parole che si dicono, ma soprattutto di agire. Noi abbiamo progetti, parole a valanga, basta, adesso bisogna agire per aiutarli, perché come ripeto, già ne abbiamo pochi, se non facciamo questo io non so come finirà. Pubblicità, fa anche rima. Una coppia su 5 non riesce ad avere figli. L'infertilità maschile cresce a causa di molteplici fattori, tra cui lo stress, l'inquinamento e gli stili di vita sbagliati. Le giovani coppie non procreano anche perché mancano le sicurezze come abitazioni a prezzo adeguato a stipendi che non crescono mai. Io credo che potremmo lavorare insieme anche attraverso un lavoro sistematico, anche con i territori, attraverso gli ATS, per quello che significa i percorsi di genitorialità, l'apertura ai centri della famiglia e naturalmente in un lavoro integrato con i consultori. Dall'altra
parte sicuramente il tema abitativo, sul quale la Regione Veneto si sta impegnando attraverso anche le opportunità legate ai fondi strutturali, ma dovremmo andare un po' oltre, perché è chiaro che anche rispetto alla situazione degli stipendi dei giovani c'è della difficoltà anche nell'accedere ai mutui, quindi insomma una politica sociale e abitativa che vanno integrate e sulla quale stiamo cercando di lavorare, non solo su opportunità che possono arrivare da fondi strutturali, ma anche pensando all'adesione di ulteriori progettualità con i territori. Il convegno, promosso dal Centro della Famiglia, Natalità e Fertilità, prevenire e promuovere per favorire l'equilibrio demografico e il benessere, ha voluto toccare tutti gli aspetti di un degiovanimento della popolazione che si fa di anno in anno più preoccupante. Nel 2024 la popolazione provinciale è scesa a 877.000 abitanti, con una diminuzione di 1.800 residenti rispetto all'anno precedente. L'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra il numero degli over 65 ed il numero dei giovani fino a 14 anni, dice che nel 2025 ogni 100 giovani ci sono quasi 200 anziani. Ma cresce anche l'infertilità e proprio il Centro della Famiglia ha sviluppato un percorso per accompagnare questi giovani alla nuova genitorialità. Le coppie che accedono al percorso famiglia fertile fanno prima tutta una serie di visite con il ginecologo, l'andrologo e altri professionisti per affrontare tutte le situazioni a livello medico per poter ripristinare una fertilità naturale, e poi accompagnati da una figura professionale, il case care manager della fertilità, apprendono la finestra fertile, i ritmi della fertilità, sostenuti anche dal contributo e dal supporto di uno psicoterapeuta. Ma non esiste solo la biologia e un altro dei percorsi offerti è proprio l'apertura verso altre possibilità. Fiore all'occhiello di questo percorso qui è spiegare alle coppie che in realtà adozione, affido possono essere degli elementi, ma ci può essere anche il volontariato, la socialità, la collaborazione pastorale, ci possono essere tante realtà in cui la coppia realmente fiorisce ed è alla fine generativa. Mia mamma ha 81 anni, è vedova e io sono figlio unico. Il mio calvario è iniziato quest'estate a luglio, quando è stata ricoverata in cardiologia e alla dimissione non era più lei. È la storia di Fabio, caregiver, una testimonianza che è simile a quella di tante famiglie che si trovano ad affrontare il decorso di malattie o situazioni in cui diventa impossibile andare al lavoro e insieme occuparsi dei cari che soffrono. Storie che portano all'attenzione, ancora una volta, della necessità a cui le istituzioni devono far fronte in una società dove ci sono sempre più anziani. La crisi demografica nel Veneto ha effetti economico e sociali importanti. Oltre il 24% della popolazione ha più di 65 anni e solo il 15% meno di 14. La fascia degli occupabili tra i 15 e i 65 anni diminuirà di oltre il 7% nei prossimi 8 anni. È la fotografia di un Veneto che invecchia e che non riesce ad attrarre i giovani. Il grido d'allarme della CGIL del Veneto che chiede vengano cambiati i paradigmi del welfare. Creare attrattività e permanenza dei giovani nella regione è un fattore essenziale per lo sviluppo. Trasversale a queste problematiche è anche il tema delle politiche abitative. Le politiche abitative sono uno dei fattori fondamentali per rendere questa regione più attrattiva, quindi occorre intervenire con una limitazione degli affitti turistici, gli affitti brevi che oggi dilagano, e per calmierare gli affitti e favorire l'accesso alla casa da parte dei giovani, degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei migranti. Un aumento dell'età media e una popolazione sempre più anziana comportano la necessità di un cambiamento strutturale delle politiche non solo del welfare, ma anche dei sistemi di assistenza alle persone in difficoltà e non più autosufficienti. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti, maggiori strutture proprio per far fronte e dare risposte concrete a queste persone che sono in una situazione di fragilità. Allora, sentiamo il commento del professor Dalla Zuanna. Io veramente faccio fatica intanto a vedere i giovani che partecipano a queste assemblee, a queste riunioni, non li vedo, ne vedo pochissimi. Ecco, ci sono sì dei giovani che parlano, ma dove dovrebbero rivolgersi, a chi rivolgersi, io non li vedo, non c'è niente da fare. Ecco, come mai non sono abbastanza stimolati o incuriositi, oppure la comunicazione non riesce ad arrivare a loro? Perché è fondamentale saper fare comunicazione come e con chi. Prego, professore.
Sì, intanto approfitto per salutarvi perché poi devo andare proprio a fare lezione, Certo. quindi sì, sono stati trattati tanti temi in questi servizi. Io credo che il tema più importante sia quello della casa. Non devo dirlo a Mirella che la sentirà ogni giorno questa cosa. Effettivamente chi non ha la fortuna di avere una casa a disposizione, una casa di proprietà a disposizione che i genitori gli comprano oppure perché per qualche motivo ce l'hanno, si trova in una difficoltà quasi insormontabile e quindi perde anche la voglia anche di partecipare a incontri, riunioni, cose di questo genere, eccetera. Su questo purtroppo da tanti anni i governi fanno molto molto poco. Adesso è stato addirittura anche tagliato il fondo affitti che aiutava le persone che si trovavano per motivi magari difficili da prevedere a non riuscire a pagare l'affitto, ma più che altro manca un vero piano strutturale, cioè in altri paesi è normale che la prima fase di vita autonoma di un giovane sia in case pubbliche. Da noi le case pubbliche riescono a prenderle solo le persone quasi in miseria, insomma, quelli in grande povertà. Invece ci sarebbe bisogno, appunto, vedo che anche sui giornali in questi giorni dicono che bisogna recuperare grandi edifici che adesso sono lasciati lì. Tante cose si possono fare, però credo che anche col PNRR abbiamo perso una grande occasione di utilizzare parte di questi notevoli fondi che c'erano proprio anche per aumentare in modo decisivo la disponibilità di case e di case pubbliche, per restaurare case pubbliche che sono messe in rovina e cose di questo tipo. Abbiamo puntato troppo sulla casa di proprietà, che figuriamoci è una cosa molto bella e che tutti quanti cercano di avere, ma esistono fasi nella vita, pensa di Padova ha adesso almeno 10-20 mila studenti fuori sede che da qualche parte devono pure stare, no? Cioè dov'è che li fai stare questi? E quindi tutti questi tipi di cose bisognerebbe appunto pensarci un pochino di più e pensare di meno a favorire solo le persone che magari perché l'hanno ereditata si trovano ad avere una casa. Grazie, veramente grazie al professor Giampiero Dalla Zuanna, professore universitario, di essere stato con noi. Ecco, queste pillole anche di saggezza che noi cerchiamo di dare per far capire l'importanza di ascoltare, ecco, e soprattutto di guardare con occhio di riguardo queste piantine che stanno crescendo, che sono i nostri giovani. Dobbiamo coltivarli, non c'è niente da fare. Grazie professor Dalla Zuanna. Allora sentiamo invece come ci saluta Carlo Molinari, andiamo a vedere ancora l'immagine del libro, vediamo questo libro e soprattutto con quale poesia ci saluta. Prego, dottor Molinari. Sì, allora io vorrei sottolineare un po' rispetto a questi temi che sono stati trattati interessantissimi, la positività che dovremmo, secondo me, cercare di avere, se è possibile, dentro di noi. Cioè la gioia, la fiducia, la speranza, la luce interiore per vivere. Questa poesia che vi leggo, che è intitolata E allora dico il mio sì, nasce proprio da questo substrato di emozioni, da questo substrato di sentimenti. L'ho scritta una mattina presto. E allora dico il mio sì al ridente cantico del mattino, dico il mio sì alla gioia impazzita dei cardellini sulle ramaglie d'estate. E allora dico il mio umile sì allo scampanio di colori che bacia la collina raggiante e i suoi caprioli. Dico il mio sì all'aria generosa dell'aurora sorella e della madre luce. Sì e solo sì, e m'ubriaco di bellezza ai battenti delle case assopite d'azzurro. Dico il mio sì ai miei occhi clorofilla inondati di tachicardie orchestrali di vita. E sempre dirò il mio tremulo sì al bisbiglio di quel Dio Padre che tutto elargisce d'immenso ed eterno ed infinito senza richiedere moneta alcuna in cambio.
Bellissima anche questa, veramente bella, grazie veramente Molinari per dare anche questo, farci staccare la spina con queste bellissime poesie, con queste belle parole. Senta, dottor Molinari, quando viene l'ispirazione? Ecco, qual è il momento, cos'è l'ispirazione? Perché bisogna anche essere ispirati per scrivere queste cose. Quando ha capito che aveva questa ispirazione per diventare poeta, per scrivere poesie? Ma è un percorso molto lungo. Diciamo che io ho iniziato a scrivere il mio primo tentativo di poesia a 6 anni e mezzo e poi non ho mai smesso per tutta la vita. Diciamo che si potrebbe dire che la poesia con la P maiuscola ci chiama, è lei a chiamarci, è lei che ci indica il momento più opportuno e più corretto per prendere la penna in mano e scrivere. E una poesia può nascere da una visione di un cielo notturno, può nascere da una voce, da un ricordo, da una fotografia, da un profumo. Ci sono tantissime emozioni che possono scatenare l'ispirazione. Direi che fondamentalmente è l'emozione che ti scaturisce il primo verso e poi tutto il resto viene conseguenzialmente. A me piace molto la poesia a distinto, direi che il 99% delle mie poesie sono scritte a distinto, cioè sono scritte nel giro di 1 minuto e mezzo, 2 minuti di orologio. Non mi piace ragionare, mi si consente tra virgolette questo verbo su cosa scrivo, cosa dico adesso. La poesia mi nasce come mi nasce, mi viene fuori a torrente in piena. E quindi questo per rispondere alla sua domanda, da cosa nasce la poesia? Questa è l'esperienza mia personale, poi ognuno naturalmente ha la propria esperienza di ispirazione. Mi piace molto quello che ha detto dottor Molinari, quando ha detto l'emozione, questa parola, ecco, l'emozione. Forse dobbiamo emozionare di più questi ragazzi, forse si emozionano ma non lo fanno vedere perché magari si vergognano anche delle loro emozioni, quanto da scoprire su questo mondo giovane. Io sono convinta che veramente l'emozione, se noi la vediamo, la sappiamo vedere nella maniera giusta, è una grande emozione, una grande sensibilità. Perciò grazie, veramente grazie a Carlo Molinari, scrittore, con questo libro che ha presentato Il giorno del giudizio, che in questo momento ne avremo veramente tutti tanto bisogno. Grazie, grazie, buon lavoro, grazie, pubblicità. Presento altre graditissime ospiti, abbiamo in presenza la dottoressa Rosanna Diamante, psicologa, ma non solo, ecco, si occupa anche la laurea in economia, perciò parleremo anche di questo. Grazie dottoressa Diamante. Saluto anche la dottoressa Daniela Capitanucci, presidente AND Azzardo e Nuove Dipendenze. Che piacere rivederla, dottoressa. Buongiorno dottoressa, qua invece di migliorare peggioriamo purtroppo la situazione, ma non importa, noi siamo positivi perché i giovani sono positivi. Ecco, una cosa che mi colpisce quando io ho la fortuna di averli ospiti, dottoressa Diamante, e chiedo a loro come vedete il vostro futuro, loro sono ottimisti e qualcuno mi ha detto un passetto alla volta ce la faremo ad avere noi, ecco, il mondo in mano, un passetto alla volta, capiscono anche le difficoltà. Ecco, cosa pensa dottoressa Diamante di questi giovani così poco curati, così poco accompagnati, che cercano in qualche maniera da soli anche di trovare il loro percorso, ma è molto difficile. Prego dottoressa. Allora, ha detto una cosa molto interessante, un passo alla volta è anche il mio motto, è quello che spesso nelle sedute riferisco ai miei pazienti, soprattutto ai ragazzi e agli adolescenti, che sono forse in questo momento l'elemento più debole della nostra società, figli di un sistema economico che ha creato genitori sicuramente molto propensi al fare e a non essere, e quindi questi ragazzi si trovano adesso
a essere cresciuti da soli in un ambiente molto sfidante e con magari anche genitori che non sono riusciti a trasmettere l'essenza e il contatto vero con le emozioni, con le cose importanti. Per cui credo che questi ragazzi abbiano una marcia in più rispetto a tanti altri. L'importante è riuscire a comprenderli e a indirizzarli in un contesto che sia sano per loro. Sentiamo come commenta invece la dottoressa Daniela Capitanucci, presidente di questa associazione importante che sta guardando anche su quello che viene proposto a loro, questo gioco d'azzardo che gli intriga, ma basta uscire di casa per vedere cosa vediamo, cioè ce lo mettono dappertutto, ma lo puoi fare anche a casa, qual è il problema? Non esci, stai a casa. C'è qualcuno però ha una mente perversa che ha fatto questo, dottoressa, perché io sono convinta che sapevano dove andavano a parare, perché è con la fragilità che tu diventi ricco. E questo è il problema, le fragilità possono essere una risorsa, non un problema. Prego, dottoressa Capitanucci. Ma vede, la questione è che io trovo che ci sia totale discrepanza e anche incongruenza fra le parole e i fatti. Cioè, se a parole si dice i giovani devono essere protetti, tutelati, aiutati nella loro crescita e poi dopo si crea un ambiente pieno di trappole, di rischi, di pericoli e non salutogenico, come dire, si parla bene e si razzola male, perché va bene tutte le potenzialità dei giovani, ma è anche importante sostenerli in modo concreto. Per cui, come giustamente diceva lei, se noi pensiamo che il gioco d'azzardo sia un fattore di rischio, di dipendenza, di benessere, di salute, e poi però costelliamo tutti gli ambienti che tutti noi frequentiamo, quindi compresi i giovani, di occasioni, di offerte allettanti di gioco d'azzardo, c'è qualcosa che non funziona. Dottoressa Capitanucci, però da soli non ce la fanno a proteggersi perché proprio sono fragili e chiedere aiuto diventa difficoltoso perché mi vergogno anche se dentro di me ho capito che sto azzardando troppo e questo è un problema perché non ci sono anche punti di riferimento, fai fatica ad arrivare, la famiglia non ne parliamo. Ecco, dottoressa Capitanucci, chi è che dovrebbe intervenire secondo lei? La scuola, una scuola che molti ragazzi dicono che dovrebbe essere rinnovata, dovrebbe essere intrigante per loro. Ecco, forse dovrebbe anche in questo, con questi social, con questi nuovi strumenti essere più presente, più coinvolgente. Io prima sentivo il dottor Molinari che per attirare con le poesie ha cercato di creare un'associazione con i social pur di far capire l'importanza della poesia. Prego, dottoressa Capitanucci. Sì, sicuramente le agenzie educative, in primis famiglia, in primis scuola, possono essere di aiuto. Però, ripeto, il problema è un problema dei messaggi degli adulti, perché non posso essere incoerente nel messaggio che io lancio. Cioè, qual è l'obiettivo? È dire a un giovane gioca responsabilmente d'azzardo? Allora dobbiamo chiarirci su questa roba qui, oppure puoi giocare d'azzardo ma devi essere maggiorenne. Quindi credo che vada fatta una riflessione a monte, perché altrimenti, ribadisco, anche la scuola che tipo di messaggio deve dare? Ora è ovvio che fare delle proposte educative ricche, gratificanti, che aiutano a stimolare le life skill, le competenze di vita, va tutto bene, ma se poi dopo il gioco d'azzardo è normalizzato come un comportamento accettabile per il proprio intrattenimento, di che cosa stiamo parlando? Allora bisogna fare una scelta. Se il gioco d'azzardo è qualcosa che può compromettere la salute individuale, soprattutto dei più fragili, ma anche
la salute pubblica, dobbiamo decidere di adottare questo tipo di prospettiva e non quella che serve all'erario, che è un'attività economica, industriale liberamente diffondibile nel territorio e via discorrendo. Questa scelta in questo momento non è stata fatta. Ancora non si pensa che la tutela della salute pubblica debba essere in primis anche agli obiettivi dello Stato per costruire benessere e qualità della vita accettabile nei suoi cittadini, in primis i ragazzi. Molto chiara, grazie dottoressa Capitanucci. Sentiamo cosa ne pensa invece la dottoressa Diamante, perché bisogna parlare di dipendenza, ma è un sistema perverso quando questo ragazzo, o questo anche diversamente giovani, questi fragili escono da casa, c'è qualcuno che li attira. Io mi ricordo quella signora che faceva le pulizie e qualcuno mi ha indicato, è un politico poi oltretutto, che prendeva il biglietto del gratta e vinci e lui era scandalizzato, ha detto: ma cosa dai tu la borsa, guarda quella va a prendere il gratta e vinci. E io gli ho detto: chissà quante gratta e vinci avrai preso anche tu, magari non lo dici, ma si accanisce con un debole che magari riesce a staccare la spina in quel momento. Ecco, perché io no? Perché io non devo sperare, non devo cercare di trovare anch'io la fortuna, chissà. Ecco, questo è molto a livello psicologico intrigante, perché chi è che non spera di vincere? Ma come dice la dottoressa Capitanucci, sono gli esempi, hanno vinto 5 milioni, 200 milioni, con uno da 2 euro, perché giocano su questo, sono furbi, un colpo è 20, un colpo è 10, un colpo è 2 euro. E quello che non ha niente cerca magari di staccare la spina con questo bigliettino. Ecco, ma perché accanirsi su questi? Dopo vediamo i fiumi di denaro che sprecano, nostri poi oltretutto, per fare i loro comodi. Prego, dottoressa Diamante. Allora, statisticamente, riprendendo quella che è la mia formazione economica, già un gioco di per sé è una perdita. Quindi statisticamente vince l'erario, non vince nessun altro, e quell'investimento che il soggetto fa nell'acquistare il biglietto o qualsiasi altro tipo di gioco, ricordiamoci le macchinette che sono diffuse in tutti i locali o quasi, per il soggetto è già una perdita, perché non compenserà mai l'investimento o lo spreco che ha fatto per giocare e magari vincere illusoriamente quel qualcosa che lo gratifica. Allora qui parte un'altra considerazione, la gratificazione che deriva, il vuoto che con quel gioco, con quell'attività va a compensare quel soggetto nel momento in cui si approccia a uno gioco d'azzardo. Ma non c'è solo quello per i giovani, c'è tutta la dipendenza anche dai social, che è una cosa dilagante. I social sono diventati addirittura ipnotici, cioè mettono il soggetto che continua ad accedervi in condizione di sonnambulismo, per cui le dipendenze, oltre a quelle che sono ovviamente a vantaggio dell'erario, ci sono tutta una sorta di dipendenze collaterali, sotterranee, magari dove comunque ci sono degli interessi economici potentissimi che continuano a minare la salute psichica di questi ragazzi in crescita, plasmando anche il loro cervello, e questa è una cosa che non è ammissibile. Però, dottoressa Diamante, quello che preoccupa, invece che diminuire, perché voi state spiegando, non è che loro non ascoltino, rilanciano. Là io che sono preoccupata, che non è da dire che le cose non si sanno, come ha spiegato la dottoressa Capitanucci, anche lei è una perdita in tutti i sensi. Il problema è che rilanciano perché hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di entrate. E come far arrivare tante entrate in pochissimo tempo? Quel gioco.
Chi è che non ha piacere di giocare? Chi è che non ha piacere di tentare una volta la fortuna? E loro lo sanno. Ecco, io penso sono spietati in questo, ma veramente, dottoressa Capitanucci, ecco, sbaglio o dico veramente che sono spietati? Perché capire il momento anche terribile che stanno passando le nostre famiglie, i nostri giovani, avete sentito anche il professor Dalla Zuanna cosa ha detto, e infierire su questi, cercando di trarre profitto anche dalla fragilità, io lo trovo veramente di uno squallore unico. Prego, dottoressa. Sì, sembra che non ci sia più un limite, purtroppo. Io sono rimasta molto colpita negativamente dalle ultime pubblicità che hanno coinvolto calciatori famosi, anche con un'immagine pulita. Ne cito uno per tutti, ma non è l'unico, Roberto Baggio, per fare promozione in via indiretta a siti per scommettere online. Ora, veramente dico, chi guarda le partite? Moltissimi ragazzi giovani, tant'è che il CNR di Pisa nell'ultima rilevazione ha riscontrato che ben l'85% dei minorenni maschi non solo guarda le partite, ma scommette sullo sport. È ovvio che se questi personaggi famosi, ripeto, sportivi, attori, propongono questa attività come un'attività di informazione, un'attività di gruppo, un'attività ludica, dove scommettere e indovinare quelli che sono gli esiti delle partite diventa un'attività di gruppo. Ecco, capite che chi fa educazione e promozione della salute, prevenzione, non sa come potersi approcciare a questi giovani, perché è così potente il messaggio che arriva dalla parte dell'industria che non si sa più veramente che tipo di lavoro si possa fare. Ecco. Dottoressa Diamante, dice bene la dottoressa Capitanucci, basta vedere anche proprio nel mondo sportivo l'importanza dell'immagine che io vedo, chi mi propone, basta vedere Sinner. Il tennis era allo sbando totale, c'era il padel, arriva Sinner, questa faccia pulita, queste parole che a molti di noi sembrano sinceri, di questi valori di questo ragazzo, ed ecco che il tennis riparte. Allora l'immagine, ecco l'esempio della brava persona, però bisogna stare attenti, come dice la dottoressa Capitanucci, se è proprio così oppure se sei indottrinato, è là il grande problema. Dottoressa Diamante. Allora, io credo proprio che ci sia un indottrinamento, ma questo avviene già da piccoli. Ricordo un fatto, io ho un ragazzino di 12 anni e sono sempre stata molto contraria a fargli usare tutto ciò che è tecnologico, anche solo gli stessi cartoni animati da piccolissimo. Andavamo fuori al ristorante e vedevamo queste famiglie con i tablet e i bambini davanti ai tablet perché i genitori mangiavano tranquillamente. Con me non esisteva questo. Finché ho iniziato, ovviamente per non estraniarlo da quello che è il contesto sociale, a proporgli dei piccoli cartoni animati. All'epoca c'era Peppa Pig. Questo bambino, mio figlio, rimaneva ipnotizzato in quanto il linguaggio che viene utilizzato nell'ambito di tutto ciò che è comunicazione, soprattutto le promozioni, è un linguaggio ipnotico e va a colpire quegli aspetti che sono tipici del funzionamento del cervello e tanto è vero che noi puntualmente abbiamo dei momenti di ipnosi che non ce ne rendiamo conto, oppure ce ne rendiamo conto a posteriori, e questo è una delle tecniche che vengono utilizzate mettendo un rinforzo, che è il rinforzo della brava persona, della persona che ha un punto di riferimento, della persona che è un idolo. E questo, unito al tipo di linguaggio, favorisce quello che è questo fenomeno di comunque accettare la cosa proposta come una cosa del tutto normale. Dottoressa Capitanucci, prego.
È proprio così, quindi ripeto, io trovo che tutto venga riassunto in un'unica parola: c'è necessità di coerenza e di chiarezza, perché senza questa credo che si vada da nessuna parte. E rispetto all'azzardo certamente questa chiarezza ancora non c'è, o meglio c'è una chiarezza nella direzione opposta, e cioè quella che sottovaluta i rischi per la salute delle persone, nonostante ormai questi rischi siano molto evidenti e siano sotto gli occhi di tutti in termini di costi sociali e costi di salute che stanno pagando, attenzione, non solo i giocatori ma anche le famiglie dei giocatori, che rappresentano una popolazione molto molto numerosa. Allora andiamo a vedere anche questa lotta alle dipendenze e gioco e poi la commentiamo. A Bassano ci sono circa 87 milioni di euro spesi soltanto sul gioco d'azzardo, e la cosa che fa anche più paura e fa riflettere è il fatto che di questi 87 milioni, 14 milioni vengono persi dai cittadini bassanesi. Una situazione preoccupante che riguarda tutte le fasce d'età, non più solo sale fisiche ma piattaforme online dove i flussi di denaro sono ancora più difficili da monitorare e quantificare. L'approccio al gioco d'azzardo è già dalla giovane età fino a età più avanzate dove diventa più cronico. L'obiettivo è quello di riuscire a fermarlo già dall'inizio, quindi dalle fasce d'età scolastiche o universitarie, per poi arrivare poi alla cittadinanza che vive i quartieri. Molto spesso questo fenomeno è un fenomeno nascosto, perché le persone non ne parlano con le famiglie e tante volte ci entrano anche per necessità. È per questo che la lista civica È il Momento ha presentato la mozione Contrasto al gioco d'azzardo e iniziative per la tutela della comunità bassanese, sostenuta da tutta la minoranza. Noi abbiamo voluto portare 3 punti di vista, 3 azioni che potremmo fare come amministrazione comunale. La prima azione è la sensibilizzazione, parlare con le persone di quanto vuol dire rischiare interfacciarsi nel mondo del gioco d'azzardo, perché magari il primo passo può essere un passo fatto così per provarsi, quasi per goliardia o per divertimento, ma se si fanno più passi poi si rischia di entrare in un circolo anche vizioso che non fa più uscire. I secondi 2 passaggi sono passaggi molto più legati a quella che è l'amministrazione. La prima è riuscire a fare delle regolamentazioni che vadano a ridurre quelle che sono anche le presenze di locali con slot machine all'interno del nostro territorio, e soprattutto incentivare quei luoghi, quei locali che decidono di essere no slot. Sul tema è intervenuto in regione anche il consigliere regionale Pasqualon. La nostra regione Veneto è un modello nel contrasto al gioco d'azzardo fisico, ma la vera sfida ora si sposta sul tema digitale. Ed è per questo che ho depositato una mozione che impegna la nostra giunta ad affrontare questo argomento a tutela delle nostre famiglie e dei nostri giovani. Chiediamo quindi più prevenzione all'interno delle nostre scuole, più strumenti alle nostre ULSS e soprattutto regole più severe sulla pubblicità online. Il gioco d'azzardo in tutte le sue forme, dal gratta e vinci alle slot fino alle scommesse e alle piattaforme online, si può considerare ormai un buco nero che assorbe ogni anno enormi risorse degli italiani. Solo in Veneto si spendono 9 miliardi all'anno, quasi quanto la spesa sanitaria della regione, ovvero quasi il 10% del reddito lordo. Ma oltre il 15%, 1,5 miliardi va perso definitivamente. Non fa differenza il Bassanese, ovvero il distretto 1 dell'ULSS 7, dove vanno a finire nella azzardo quasi 300 milioni, di cui quasi 47 non tornano indietro. C'è ancora un aumento del gioco d'azzardo, preoccupa molto il gioco online, che praticamente preoccupa sul tema delle giovani generazioni, ma preoccupa soprattutto la continua apertura dell'offerta, anche quest'anno un gratta e vinci in più, e chiaramente la richiesta che si farà dopo alla politica nazionale sarà quella di assolutamente porre dei limiti. In questo paese si vendono oltre 4.100 gratta e vinci al minuto, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, a tutto beneficio peraltro dei rivenditori che per ogni tagliando venduto hanno un agio dell'8% netto. Il Bassanese ha dati leggermente migliori di provincia e regione, ma occorre continuare a lavorare. Associare la parola gioco a questo fenomeno non dà sempre la prospettiva corretta. Azzardo, ecco, chiamiamolo col vero nome, è peraltro anche un veicolo di riciclaggio di soldi sporchi per le mafie, quindi è proprio un fenomeno, un comparto da ripensare e non da vietare ma da regolamentare, perché se non va bene vietare non va bene neanche l'anarchia di Stato, così com'è.
Al gioco d'azzardo si avvicinano anche i minorenni, nonostante il divieto, e per tutte le età vale un invito. Sappiano che la matematica lo dice in maniera importante, sono tutti soldi persi. Sono tutti soldi persi, buttati via. Ma intanto ho giocato, ho provato, mi sono anche stimolato, emozionato. Attenzione. Eppure, dottoressa Diamante, le cose si sapevano. Cioè, per me c'è stata una pianificazione sul gioco che è impressionante. Hanno tolto i casinò diversi perché avevano già programmato di fare questo, di aprire tutte queste piccole sale, queste slot. Ecco, non parliamo poi di questi biglietti gratta e vinci che lo trovi comunque e dovunque. Hanno capito l'importanza del gioco per avere introiti. Ecco, è là che mi spaventa, perché non è che non lo sapessero, ma se vanno così tanti al casinò, perché non triplichiamo e li invogliamo a giocare? Pensate, veramente pazzesca. Prego, dottoressa. Anzi, direi la sua osservazione è veramente molto interessante, in quanto il casinò era circoscritto a una popolazione un po' elitaria, quindi un po' esclusiva. Questa è una diversificazione e una ramificazione che coinvolge tutti dal 18 anni in su, senza limiti. Quindi addirittura è una diffusione che amplifica quello che può essere invece l'effetto di un singolo ambiente dove poter effettuare il gioco. Quindi ancora più direi produttiva, se la guardiamo in termini economici, per chi gestisce gli introiti di questo. Però la cosa sulla quale io porrei anche tanto l'attenzione è sicuramente contrastare questo fenomeno e regolamentarlo dal punto di vista legislativo in modo, diciamo, dignitoso per la salute delle persone, ma dall'altra parte anche iniziare a colmare quel vuoto emotivo che porta talvolta le persone a rivolgersi a un sistema come questo per provare quell'emozione che altrimenti non sarebbero in grado di provare, perché il ragazzo che si avvicina a un qualsiasi sostanza o al gioco lo fa perché sicuramente manifesta da un punto di vista sistemico familiare un sintomo, quindi il sintomo di quel sistema familiare, dal punto di vista personale un'interruzione di quello che è un contatto con il proprio sistema emotivo e quindi è importante lavorare anche su questo, quindi lavorare su un doppio binario, una ripresa e una diffusione di quello che è la salutogenesi nella popolazione, che è stata completamente dal mio punto di vista osteggiata, perché dallo psicologo si va se si sta male e non è così, dallo psicologo e dallo psicoterapeuta si va anche se ci sono momenti semplicemente di crisi per ritrovarsi, quindi anche favorire una politica in cui c'è la possibilità di accedere a questa figura non con un bonus di 50 euro per 6 incontri, ma poter rendere, come in certe regioni, tra cui la regione Campania, lo psicologo di base, come il medico di base, dove iniziare a fare un primo approccio e cominciare a portare benessere alla popolazione. Molto chiaro, non so cosa succede al centralino, però siamo qui, siamo con voi. Allora, dottoressa Capitanucci, un'altra cosa importante da capire, la privacy. Ecco, questa privacy che avrebbe dovuto e potuto anche fare molto per cercare di veramente mettere a riparo le fragilità, non si sa cosa sia successo, ma mi sembra che ce la tolgono, forse è meglio perché non la vediamo da nessuna parte. Ecco, com'è la situazione? Ecco, voi ne parlate, cercate di arrivare a chi di dovere, perché già abbiamo pochi giovani, quelli diversamente giovani li stiamo facendo atterrare nella maniera più sbagliata che possiamo farlo. Allora cosa si potrebbe fare? A chi rivolgersi? Prego, dottoressa.
Guardi, su questa faccenda della privacy racconto un aneddoto. Se io sono un giocatore online, iscrivermi a un conto di gioco d'azzardo è tutto sommato sufficientemente facile, nel senso che evidentemente mi chiedono una serie di documenti che devo caricare e poi dopo apro il mio conto gioco. Per chiedere di essere escluso dal conto di gioco è invece un percorso più a ostacoli, e questo è singolare perché non vengono richieste le stesse cose che vengono richieste al lato dell'iscrizione, cioè paradossalmente disiscriversi è più difficile che iscriversi. Ad esempio bisogna avere lo SPID. Allora io mi dico, almeno, a proposito della privacy, facciamo sì che se io per autoescludermi da un sito di gioco online devo avere lo SPID per poter fare questa pratica, allora usiamo lo SPID anche per iscriverci, lo SPID o la carta d'identità elettronica. Questo evidentemente non tutela al 1000% il fatto che dei minori, per esempio, non possano giocare, perché sappiamo tutti che è facile in qualche modo, se proprio mi impegno, a girare delle identità digitali, però lo rendiamo un pochino più difficile, perché caricare i dati di mio fratello maggiorenne magari è più semplice che non utilizzare il suo SPID online. Quindi questo a riguardo della privacy. Io volevo fare una battuta veloce anche su quello che ho sentito nel servizio, che era molto interessante. Tutte le volte rimango sconvolta dallo scollamento che esiste tra i vari livelli dello Stato, cioè ancora una volta i comuni attraverso i sindaci, gli assessori, le giunte di maggioranza, di minoranza, tutto quanto, denotano, segnalano la necessità di porre dei limiti all'offerta di gioco d'azzardo fisico con delle ordinanze, dei regolamenti, delle limitazioni di accessibilità, di diffusione, mentre a livello, diciamo, di macrostrutture amministrative, quindi certamente lo Stato, ma ahimè buona parte delle regioni anche, l'approccio è totalmente diverso. Questo dovrebbe far riflettere, perché se chi è vicino ai cittadini sente la necessità di disciplinare e regolamentare al ribasso l'offerta, evidentemente dovrebbe farci pensare che costoro non sono dei proibizionisti tout court, ma si rendono conto in diretta dei danni che poi anche il comune vede nella sua popolazione. Purtroppo dobbiamo stare molto attenti, io sono molto preoccupata perché ormai sono mesi, ma sembra che siano giunti a un quad in cui c'è una trattativa a livello di conferenza Stato-Regioni per fare la riforma del gioco d'azzardo fisico, e purtroppo una volta che questa riforma vedrà la luce, le possibilità degli enti locali, in particolare dei comuni, di limitare secondo quello che loro ritengono opportuno nel loro territorio, proprio in base a quello che raccolgono come danni da gioco d'azzardo, purtroppo saranno molto limitate, cioè ci sarà una norma più come dire a ombrello che gli impedirà di fare dei vestiti sartoriali sulla loro specifica realtà sociale e sanitaria, e questo è gravissimo, perché ricordiamoci che i sindaci hanno una funzione di tutela della salute dei loro cittadini, questa è proprio attribuita dalla Costituzione. Quindi ancora una volta siamo nella confusione più assoluta. E infatti ha fatto bene a ricordarlo, il sindaco è responsabile della salute dei propri cittadini, però mi sembra che le cose non vadano per niente bene. Allora andiamo a vedere cosa ha fatto proprio in questo caso il comune di Gaiarine, sportello dipendenze. Andiamo a sentire.
Io non me lo toglierò mai quella sera che è venuto qua in comune un papà e una mamma novantenni piangendo, e gli ho detto: ma cosa è successo? Io voglio parlare col sindaco. Hanno detto: giù in segreteria. Se mi ha detto: sindaco, so che avete lo sportello, l'ho visto, ho visto le locandine dal mio medico. Bene, io ho un figlio, abbiamo un figlio, non sappiamo cosa fare. Si commuove il sindaco Zanchetta ricordando quella coppia di anziani coniugi in cerca di un aiuto per il figlio alle prese con problemi di dipendenza. Davano al figlio 500 euro al giorno. Perché? Perché poi subentra anche la convinzione, questo, che piuttosto che il tuo figlio vada a fare rapine, vada a fare qualcosa, tu genitore apri il portafoglio e glieli dai. Una famiglia che, come tante dal 2022, anno di nascita, sta trovando un supporto nello sportello amico, iniziativa voluta dal comune di Gaiarine, da 2020 primo comune in Italia amico della comunità di San Patrignano, con cui nasce il servizio completamente gratuito. Quasi sempre sono proprio i familiari a contattare i volontari per chiedere un aiuto per i propri figli, nipoti, fratelli, ma anche genitori che hanno un problema di dipendenza. Il primo obiettivo dello sportello è sì, ovviamente, di intercettare i ragazzi, chi ha il problema, ma essere soprattutto da supporto ai genitori che non sanno cosa fare. Tutto inizia con una chiamata. Da un ascolto, e dall'ascolto poi diamo informazioni, diamo supporto e accoglienza. Abbiamo ricevuto anche telefonate da fuori regione. Spesso, spiega Giuseppina, queste famiglie provano un senso di colpa, di vergogna, di fallimento, ma sottolinea non esistono responsabilità. Purtroppo oggi le sostanze sono talmente tante e a basso costo che è veramente difficile proteggere soprattutto la nuova generazione di ragazzi. Droghe sintetiche che causano danni permanenti, ecstasy spesso assunta con l'alcol, queste le sostanze più diffuse tra i giovanissimi, con i primi casi già alle medie. 15 al momento nella Marca i comuni che hanno aderito allo sportello amico. Ci sono in corso anche incontri con altre amministrazioni che vogliono giustamente, secondo me, far parte dello sportello. Un servizio destinato a crescere, perché uscire dalle dipendenze è possibile. Noi abbiamo tanti ragazzi nostri che si sono fatti una famiglia, oggi hanno dei figli, si può uscire. Abbiamo Severino da Castelfranco, è ripartito il centralino. Vai Severino! Senta dottoressa, io quello che non ho mai sentito parlare nella vostra comunicazione è questo qua. Vai Severino, non importa, vai, è la televisione alta, vai. Il problema mio è tutto qua, guardi. Io ho brevettato una macchina per levare i prodotti inquinati delle acque del scarico. Per salvare... Severino, non ascoltare la televisione, parla al telefono perché hai la televisione alta. Io ho brevettato una macchina di un parallelepipedo di 10 metri per 9,50, 2,20 e 2,20, dove all'interno c'è la lavorazione delle acque, di tutte le acque, per salvare il verde e le falde acquifere. Penso che quello sia la cosa più importante che si possa fare, però i soldi adesso vengono spesi per fare vasche di tutti i tipi, per avere acqua e basta, però il problema di levare l'inquinamento non c'è mai stato, per cui bisogna pensare, perché l'inquinamento mi porterà di avere le falde acquifere sempre più basse, e quanto riguarda il verde, che è quello che salva la natura, si indebolerà sempre di più, e questo qui si può avere acqua per dare acqua a salvare il verde. E soprattutto le dico una cosa: quando succede delle frane dove c'è delle pendenze, la causa è anche perché muore le radici delle piante
e delle erbe a causa dell'inquinamento. Se noi leviamo quello salviamo anche le frane, e soprattutto quando vanno a fare delle costruzioni in certe pendenze, senza fare i scarichi come devono essere fatti, come si usava a fare negli anni 70, 80, 90, dopodiché cosa hanno fatto? Hanno costruito, appena sono passati gli anni che tutto il terreno si è impregnato di inquinanti, lo rende più Ascolta vulnerabile. Severino, quanti anni hai Severino? Io ho 83 anni ormai. Allora, intanto grazie Severino per la telefonata, ti ho lasciato parlare perché era importante, io capivo che tu avevi bisogno di spiegare quello che hai creato. Allora, io dico Severino che tu abiti a Castelfranco, sei anche sfortunato, è saltato il sindaco e la giunta adesso, perciò non posso neanche dire vai in comune, e visto che c'è un assessore all'ambiente in tutte le città, ecco, e presenti questo progetto all'assessore all'ambiente, ma spero che qualche ufficio sia aperto, perché non so, quando salta il sindaco e giunta non si riesce più a capire cosa succede. Io penso che qualcuno, ecco, poi anche la politica, invece di dare mille possibilità di ricandidarsi, se uno fa il sindaco finché ha finito, dopo quando ha finito magari può ricandidarsi da un'altra parte, ma i cittadini lo hanno eletto per fare il sindaco. E così vale per la politica e per tante persone che vengono elette e poi vanno dall'altra parte. Perciò Severino, lascia il tuo numero che vediamo se riusciamo magari a far vedere quello che hai fatto, che mi sembra anche interessante, e soprattutto questi diversamente giovani vanno ascoltati, non c'è niente, perché loro sono vivi e hanno diritto di parlare. Dottoressa Diamante, cosa diciamo a Severino, indipendentemente dal discorso che c'era? Anche lui è un azzardo, perché lui azzarda con la sua creatività. Allora, io apprezzo molto quello che ha detto il signor Severino, perché è importante esprimere il proprio talento in ogni forma, a qualsiasi età, perché questo ci dà l'idea che siamo vivi e che vogliamo ancora prenderci la vita, e questa è la cosa più importante. Non c'è limite, l'età è una cosa anagrafica, è una convenzione, ma lo spirito che ha all'interno ogni persona è sacro e va bene in qualsiasi momento. Quindi credo che quello che ci ha detto sia la testimonianza che se una persona è veramente piena di se stessa ed è connessa a se stessa, può in qualsiasi momento donare agli altri qualcosa di molto importante. Grazie veramente anche per le parole che ha rivolto al nostro Severino, perché capite l'importanza della trasmissione, loro si sentono partecipi, vogliono chiamare, ecco, fanno fatica a fare la comunicazione col centralino, non è semplice, ma è la prima volta, bisogna capirli, ma un po' alla volta. Però dottoressa Capitanucci, questo azzardo, ecco, la parola azzardo usata nella maniera più sbagliata che ci possa essere, perché non azzardo nella poesia, perché non azzardo nel teatro, perché non azzardo in qualcos'altro? Eppure i ragazzi lo dimostrano, ad esempio nella musica, nei concerti, loro amano la musica, lasciamo perdere se vi piace o no a casa, perché ogni età ha la propria musica, ma loro lo dicono, perché la musica è bellezza, è cultura, ecco, anche là dovrebbero azzardare di più a creare più opportunità per questi ragazzi. Prima il professor Dalla Zuana diceva non sanno neppure adoperare uno strumento, pochissimi. Ecco, anche la scuola fa poco. Prego, dottoressa Capitanucci. Sì, anche a me l'intervento di Severino ha fatto pensare una cosa, che c'è un collegamento, nel senso che lui ha parlato di un inquinamento ecologico, però quello che sta succedendo con l'azzardo non è tanto dissimile, nel senso che si sta facendo un inquinamento del tessuto sociale e del tessuto sanitario. L'azzardo è, come diceva la collega prima, questo passaggio radicale che c'è stato negli ultimi 25 anni dal casino localizzato, ne avevamo 4 in Italia, con tutta una serie di regole di accessibilità abbastanza rigide, al casino diffuso, che è quello in cui appunto
appunto i ragazzi si trovano oggi a vivere. E l'altra riflessione su azzardo è che in questo sistema di azzardo diffuso ai sindaci ma anche agli operatori delle ASL e agli operatori degli sportelli che vengono messi in campo come quelli che sono stati narrati nel servizio di prima, purtroppo rimane soltanto la funzione di raccogliere i cocci, cioè arrivano le famiglie distrutte che potranno essere accolte, e meno male che almeno c'è un punto a valle dove queste famiglie possano portare la sofferenza derivante dalla distruzione dei legami, dell'economia familiare, della fiducia, del benessere, ma come dire, vengono accolte solo dopo che la catastrofe si è verificata, non prima, per evitare che la catastrofe si verifichi. Per cui sicuramente creare delle occasioni e delle opportunità per sviluppare i propri talenti è una strategia necessaria, però mi preme sottolineare che non è sufficiente, proprio come in matematica. È un passaggio necessario per promuovere il benessere, ma non è sufficiente a garantire la tutela della salute pubblica e della salute individuale, sicuramente quando parliamo di azzardo, ma probabilmente non soltanto. Ci vuole uno sguardo complessivo, armonico e sistemico per capire dove la barca del nostro paese sta andando e vuole andare. E si parla di azzardo, ma si parla anche di truffe. Ogni giorno ne sentiamo una di nuova. Andiamo a vedere adesso a Trieste cos'è successo, questa truffa su rinnovo tessera sanitaria. Ancora una volta la truffa corre lungo la rete, per l'ennesima volta passa attraverso un documento pubblico, tanto da costringere Asugi ad intervenire nuovamente. Procediamo con ordine. Non si è affatto interrotto il flusso di false email già denunciato dall'azienda sanitaria poco più di un mese fa, che invitano i cittadini a rinnovare la propria tessera sanitaria. Non si tratta, fanno sapere nuovamente dall'ex OPP, di una comunicazione ufficiale, bensì di una campagna di phishing messa in piedi fraudolentemente per sottrarre dati personali o sensibili, che poi verrebbero utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività contro la legge. Le email invitano infatti l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Asugi ricorda una volta per tutte che il Ministero della Salute non invia mail con link per rinnovare la tessera sanitaria, né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Pertanto in questi casi non si deve cliccare su alcun link o fornire dati personali o sensibili ed è perciò consigliabile cancellare immediatamente il messaggio. Contestualmente Asugi ricorda ancora che la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni e che la nuova tessera sanitaria viene inviata a domicilio automaticamente alla scadenza, laddove in caso di smarrimento o furto ci si deve rivolgere esclusivamente ai canali ufficiali come ad esempio il sito dell'Agenzia delle Entrate. Allora, dottoressa Diamante, io veramente penso che stiamo andando veramente fuori di testa tutti, non possiamo più fidarci di niente, di nessuno e soprattutto non avere subito la voglia di cliccare, aspettate, non schiacciate niente, non siete in grado di farlo, fatevi consigliare prima da qualcuno perché veramente siete in pericolo. Prego, dottoressa Diamante. Allora, mi ha fatto sorridere, non c'è niente da ridere, però questa mail è arrivata proprio oggi anche a me e quindi ritorno al concetto di privacy che è stato poc'anzi indicato, in quanto basta veramente fare una semplice tessera al supermercato e ovviamente autorizzare i propri dati perché altrimenti non la possono emettere e questo autorizza a dare i propri dati a delle agenzie che sono veramente degli squali e divulgano le informazioni in modo così diciamo eterogeneo. Fra l'altro è arrivata, io blocco completamente tutto ciò che è
bloccabile, controllo tutto, la mia mail è super controllata e super blindata e nonostante tutto è arrivata. Quindi dovremo anche qui fare un doppio lavoro, controllare ancora di più tutto questo sistema di marketing che è diventato aggressivo, ma anche telefonicamente, non solo tramite le mail. Ci doveva essere un inasprimento con l'entrata in vigore di un nuovo decreto che limitava le telefonate selvagge. Dopo questo inasprimento sono diventate ancora più selvagge. Io puntualmente ne ricevo dalle 6 alle 10 al giorno. Non solo questa, c'è anche un'altra truffa che sta girando in questo momento nei nostri telefonini ed è un'immagine di una ballerina da cliccare, e ce n'è un'altra che arriva attraverso i classici SMS che ormai pochissimi utilizzano, ed è stiamo inviando un bonifico dal tuo conto di tot soldi e tu devi chiamare per lasciare i tuoi dati. Quindi è diventata una giungla dove destreggiarsi è molto difficile, e mi immagino quanto può essere complicato per tutte quelle persone che con la tecnologia hanno delle difficoltà o un rapporto non così armonico. Pensi, dottoressa Diamante, lo dico anche alla dottoressa Capitanucci, che io da diversi sabato nella ultima parte faccio lezioni di sicurezza proprio con un informatico, e lei ha citato la ballerina e questo informatico appunto ne ha citato tantissimi, proprio per cercare di mettere in sicurezza, di far capire, perché non sanno usare questi strumenti, e anche se qualcuno li sa usare c'è sempre qualcuno di più furbo di lui, perché non è che cadono solo le fragili, cadono anche persone esperte. Pensate, ecco, quanto subdola sta diventando la truffa. Ma allora, dottoressa Capitanucci, cosa si può fare? A chi dobbiamo rivolgersi? Questo garante della privacy, poi abbiamo visto cosa è successo col garante della privacy, fa molto riflettere, però guardate veramente che se c'è un piano è di un masochismo terribile, questo piano che fa male a tutta l'Italia, prego, e soprattutto alle fragilità. Prego, dottoressa. Guardi, avete toccato un nodo scoperto, perché davvero io francamente non ho una risposta alla sua domanda, che condivido al 100%, però credo che davvero sia difficilissimo anche per persone che non sono totalmente sprovvedute non cadere in queste trappole, perché sono sempre più sofisticate, verosimili, insomma è facile crederci. E che cosa succede? Che è un grosso problema, che strumenti tecnologici che potrebbero davvero alleggerire e facilitare la vita delle persone, come dire, diventano anche luoghi di grande pericolo, e non si riesce ad avere la cartina tornasole per essere sempre in grado di distinguere che cos'è quello vero e che cos'è quello che non è vero. Ma vado di seguito con l'intelligenza artificiale. Un tempo, io sono âgée, ai miei tempi quello che si vedeva con gli occhi era vero, non si metteva in discussione. Caspita, adesso in rete, ma non solo, circolano dei filmati totalmente falsi, ma che gli occhi ci dicono che sono totalmente credibili, e quindi ci si può credere. Dunque io non lo so, cioè credo che l'unica risposta sia a livello di regolazione, però è vero, e giustamente veniva ricordato quello che è stato fatto in termini di restrizione delle telefonate aggressive di marketing e pubblicità. E quello che sembra è che anche come dire, i tentativi di disciplinare queste invasioni di privacy o queste truffe e tutto quanto arrivino sempre a un certo punto e sono sempre in ritardo, perché fatta la legge subito trovato un modo per aggirarlo, nuove truffe e nuove cose. Quindi francamente io non so come se ne salti fuori.
Magari mandando degli esempi molto belli, dico io, soprattutto degli esempi che abbiano dei valori. Andiamo a vedere invece adesso questo video, ecco un esempio bello dello scrittore che ho avuto prima e che non sono riuscita a mandare in onda, di Carlo Molinari, che ci ha mandato Buonanotte amore mio, questo poeta. Andiamo a sentire. I tuoi occhi sono occhi di farfalla su di me. Ti penso mentre stai dormendo, ti penso mentre ti bacia il silenzio. Ecco il buio si stende su nel cielo, grappoli di stelle ci parlano con leggerezza. Buonanotte amore mio, buonanotte nella pace. Torneranno le rondini, il raggio di sole, tornerò a stringerti le mani. Non sarai mai distante da me, perché ti tengo in un angolo del cuore. Buonanotte, anima bella, i fiori se ne vanno a dormire. Anche la luna fosse stanca di sorridere. Solo le stelle restano a fare compagnia. Ecco un manto di silenzio, ora ti sta avvolgendo. Io ti vedo lontana, le mie mani possono toccare solo l'aria, ma l'anima mia è ora accanto a te. Domani sarà un altro giorno di speranze, ti sveglierai al canto degli usignoli. La sinfonia del mio amore ti avvolgerà quando ti farai la tua doccia calda. Buonanotte, anima bella, i fiori se ne vanno a dormire. Anche la luna forse è stanca di sorridere. Solo le stelle restano a fare compagnia. Mi vedi, mi senti, mi puoi pensare, sono qui che canto per te. Forse sarà poca cosa amore, hai tutto quello che so fare per te. Buonanotte, anima bella, i fiori se ne vanno a dormire. Anche la luna forse è stanca di sorridere. Solo le stelle restano a fare compagnia. I tuoi occhi sono occhi di farfalla su di me. Ti penso mentre stai dormendo, ti penso mentre ti bacia il silenzio. Ecco il buio si stende sul cielo, grappoli di stelle ci parlano con leggerezza. Buonanotte amore mio, buonanotte su una stella. Mi vedi, mi senti, mi puoi pensare, sono qui che canto per te. Forse sarà poca cosa amore, ma è tutto quello che so fare per te. Molto bello, ecco io ringrazio veramente Carlo Molinari che ha portato questo video, era ospite questa mattina. Forse dottoressa Diamante, se nel cellulare arrivassero queste voci, queste immagini, ecco questi valori, queste emozioni, forse sarebbe una bella terapia per tutti noi. Cosa dice dottoressa? Diciamo che tornare a una dimensione umana con questi valori così antichi e che abbiamo perso sarebbe molto più che una cura di salutogenesi, sarebbe veramente un rinnovamento di tanti nostri aspetti. Ho trovato questo video e queste parole veramente molto emozionanti e potrebbero davvero farmi svegliare emozioni sopite. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Capitanucci, dottoressa Daniela Capitanucci, presidente AND, Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Prego dottoressa. Concordo al 1000% con la collega, nel senso che credo che bisogna ritornare a riscoprire e rivalutare i rapporti di prossimità di vecchio stampo, perché il rischio se no del detto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, può indurre una sensazione di smarrimento, di sfiducia, di sospetto generalizzato. Forse è bene un po' educare le persone a, come dire,
poter distinguere di chi fidarsi. Ecco, forse questo aspetto manca. Quindi penso che anche gli incontri informativi, quelli di cui parlava lei Mirella, per raggiungere tante persone in un modo, diciamo, tipico di un tempo che fu, può essere un modo per riallacciare dei legami magari un po' fuori dai social e tornare un po' nella vita reale, che offre probabilmente delle garanzie differenti. Allora, prima di salutare la dottoressa e anche la dottoressa Diamante e la dottoressa Capitanucci, andiamo a Padova, andiamo a vedere incontri gioco d'azzardo. Chissà che qualcosa serve a parlarne, speriamo. I giocatori patologici già in cura sono 300, ma l'ULSS 6 Euganea ha calcolato che il numero superi, solo in provincia di Padova, le 8.000 persone, con una spesa pro capite annua di 960 euro nel 2023. Un dramma che coinvolge anche le famiglie e gli amici dei giocatori d'azzardo. Da qui l'iniziativa dell'ULSS 6 Euganea, che fino al 14 marzo proporrà incontri e confronti nell'ambito della terza edizione di Cambio Gioco. 1.300 gli iscritti, 700 dei quali studenti delle scuole superiori di Padova. Se il fenomeno è trasversale e riguarda tutte le età, l'ascesa negli ultimi anni del trading online tocca le giovani generazioni. Gioco d'azzardo che sta diventando anche un problema femminile. Il gioco d'azzardo non coinvolge solo la popolazione adulta, ma vi è un trend di aumento del gioco soprattutto online tra i più giovani, e un fatto interessante e altrettanto preoccupante è che anche le donne, quindi le ragazze, hanno cominciato a giocare online e investendo denaro, a differenza, diciamo, del passato, dove il trend vedeva più coinvolta la popolazione maschile. Gli incontri di Cambio Gioco sono ingresso libero e si terranno al Barco Teatro di Via Orto Botanico a Padova. Tra gli ospiti, mercoledì 12 marzo, lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia e il pedagogista Daniele Novara, e giovedì 13 marzo lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Sì, ciao Mirella, buongiorno alle due ospiti. Allora volevo dire, l'anno scorso io, siccome che abito in condominio, sotto c'è la cartoleria, c'è Totocalcio, c'è qua, c'è da pagare le bollette qua là. E sono andata a comprare un giornale e ho conosciuto un signore fuori, perché stava guardando il negozio di gioielli che erano fuori. E questo signore si è avvicinato e mi ha chiesto se abito qua, e ho detto sì, abito proprio di fianco qua. Allora ci siamo conosciuti, e questo signore che ha comprato dei gratta e vinci, delle cose, e mi ha detto, parlava che ha detto che sua moglie è mancata da 2 anni, questo signore è vedovo, e che sua moglie era accanita a giocare il casinò 2 volte al mese, la portava questo signore che faceva l'imprenditore, ecco, e le portava a Venezia, al casinò, e dopo ha detto era accanita a comprare, a fare il shopping, era una cosa indescrivibile, ha detto, ma l'ho fatto tutto per lei perché stava anche poco bene, non stava tanto bene, insomma, ecco. E lui spendeva tanti soldi per lei, 500 euro ogni volta che andava a casino, se andava 2 volte al mese erano 1.000 euro solo per lei. Ascolta Mirella cara, io ti voglio un bene dell'anima, ma se trovi delle persone che non conosci, non dire dove abiti per cortesia, stai un po' attenta, perché tu so che sei molto sociale, socievole, cerchi anche giustamente di parlare con qualcuno, ma state attenti, perché se uno sconosciuto ti dice dove abita lei, perché anche no, non te lo dico, perché non ditelo, non fidatevi così, guardate che è un momento veramente un po' problematico, perciò stai attenta Mirella quando ti fanno delle domande, ecco, cerca di dire io non abito da nessuna parte, ecco, non glielo dico perché non va bene, ecco. Sarà stata anche una brava persona, non dico di no, però state attenti perché tutti i giorni ne abbiamo una. Dottoressa Diamante, come ci saluta dopo aver visto questo servizio, la telefonata di Mirella? Allora, vi saluto con l'obiettivo di riflettere su questa problematica e di portare
portarla nel mio ambiente e nel mio paese, per sensibilizzare ancora di più. Sono rimasta particolarmente colpita dall'intervista del sindaco di Cagliarine e temo che ci siano tante situazioni anche dove abito io, e in modo tale da sensibilizzare e rendere la cosa più fruibile per tutti, avvicinare il contesto politico al contesto sanitario. Luciano da Desenzano, ma arrivati tutti all'ultimo secondo che sto chiudendo, avete ascoltato attentamente, vi ho intrigato anche stamattina. Vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno all'ospite. Niente, alla fine voglio dire una mia idea. Niente, un mio parente si è trovato qualche anno fa, gli mancavano 300 o 400 mila euro sul conto. La moglie gli aveva giocati, che i soldi li avevano, tra parentesi, no? Ma anche io gioco gratta e vinci, so, 10 euro a settimana, piccole cose. Io avrei un'idea, non so, lo Stato, in base al reddito che ha una persona, dovrebbe fare, non so, uno che ha il reddito di 1.500 la paga stipendio, dovrebbe dare aiutami Mirella, avrebbe un coso di spendere 200 euro al mese. Finiti questi non potrebbe giocare da nessuna parte. Dopo ci sono quelli che hanno i soldi, come fai a limitarli, tra parentesi? Io potrei spendere anche, ormai a 80 anni, potrei spendere 500 euro al mese, non spendo niente altro, capisci la mia idea? Sì, ho capito. Purtroppo ho conosciuto l'ultima all'ospedale, io lavoravo all'ospedale, un ometto 50enne, no? Ma bravissimo, puliva le sue robe, aveva 20.000 euro di debito con la banca e era stato licenziato. Vi saluto, buongiorno, grazie a tutti. Grazie caro Luciano, meglio non giocare. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Capitanucci, proprio in merito anche alla telefonata del nostro Luciano. Prego dottoressa. In zona Cesarini Luciano ha detto due cose importantissime, cioè che esiste una quantità di denaro che si può pensare giocare a basso rischio, non a rischio zero, e questa la letteratura scientifica ci dice che è l'1% del proprio reddito, qualsiasi sia il reddito. Quando io ho fatto la proposta che lui ha detto di incrociare il reddito derivante dal 730, dalla dichiarazione dei redditi, con la spendita in azzardo e porre dei sistemi informatici per dare dei limiti, esattamente quello che diceva il signor Luciano, ecco, il dirigente dell'amministrazione dogane e monopoli mi ha risposto che non si poteva fare perché? Per ragioni di privacy, per cui torniamo e ritorniamo sui nostri temi. Ecco, io vi aspetto a Cambio Gioco settimana prossima, perché con Alessandra Limetti, che è una persona, giornalista, vocologa che si è occupata di famiglie dei giocatori, faremo proprio un intervento che si può vedere anche online martedì pomeriggio. Comunque Cambio Gioco online, si trovano tutti i riferimenti e c'è una bellissima programmazione di eventi della settimana del Festival contro il gioco d'azzardo, proprio organizzata da l'ULSS anche quest'anno. Quindi io spero che in tanti possiate venire a Padova, ma se non potete venire di persona, da casa vostra potete seguire questo evento. Ecco, anche la dottoressa Capitanucci sta rilanciando, come avete sentito, contro il gioco d'azzardo, ma con delle proposte veramente concrete e che farebbero bene, e perciò dovete partecipare chi può, perché è molto importante. Veramente grazie dottoressa Capitanucci. Dottoressa Diamante, un saluto veloce. Mi rifaccio a quello che ha detto, rilancio anch'io la privacy con 2 pesi e 2 misure, quindi dobbiamo valutare anche questo, che è una cosa molto, molto sul piatto, da dover in ogni caso prendere in considerazione da parte di chi gestisce tutto l'aspetto legislativo. Grazie, grazie anche a Rosanna Diamante, grazie a tutti voi, ma ci vediamo fra pochissimo. Noi, pubblicità.
Eccoci, entrata a Villa O'Higgins, missione compiuta, ragazzi, ci siamo, grandissimi Marco e Marco, di qualcosa carissimo. Sono felicissimo. Wow, yes! Ci siamo alla fine della carretera dopo 1247 chilometri. Vieni Marco, un saluto a quei ragazzoni italiani che ci hanno seguito fino adesso. Hasta la bici sempre. Eccoci qua, adesso Villa Amengual. Abbiamo lei, la nostra fedele Marcus. Maraviglia patagonica. È meglio pedalare. Qui si pedala poco. Siamo sul Mirador di Bagnez. Cerro Castillo. Avete visto dove vi ho portato? In Patagonia. La scorsa settimana abbiamo avuto Marco Os con delle foto, delle immagini bellissime. Questa mattina abbiamo Marco Davilla, avvocato, che ha fatto questo viaggio incredibile assieme a Marco Os e soprattutto quello che mi raccontava l'emozione. Ecco, mi diceva, lui è avvocato, è difficile far piangere un avvocato, per la natura c'è riuscita. Vero avvocato? Cosa ci racconta Davilla di questo viaggio incredibile fatto anche per uno scopo molto importante, come abbiamo sentito da Marco Os, per solidarietà, per l'Advar? Prego. Avvocato. Sì, allora è vero, è difficile far piangere un avvocato, però la natura della Patagonia c'è riuscita, perché davanti a certi spettacoli, in particolare a quelle vette innevate con i ghiacciai che spuntano improvvisamente quando fai una curva, non nascondo che alcune volte mi sono fermato a guardare e mi sono emozionato quasi al livello di farmi scendere qualche lacrima, perché ti entra veramente dentro nell'anima la visione di questi paesaggi, non c'è dubbio. Poi è chiaro che l'emozione è anche quella di aver fatto questa che posso definire una piccola impresa per me e per Marco. È un'emozione che si unisce anche allo scopo che abbiamo voluto dare al nostro viaggio, che non era solo turistico o di piacere, ma appunto di solidarietà per l'Advar. Allora andiamo a vedere anche queste foto, andiamo a vedere ecco, la prima foto della Patagonia, così ecco, Marco ce lo spiegherà, Marco Davilla. Ecco qui cosa stiamo vedendo, mandate le foto in sequenza così lui le commenta. Prego avvocato. Ma qui stiamo vedendo un incontro con un locale, perché abbiamo cercato di interagire spesso anche con la popolazione locale e quindi entrare un po' in empatia con loro e capire come vivono, come la pensano. Ecco, ci fermiamo qua. Come sì. vivono e come la pensano rispetto a noi? Ma rispetto a noi non pensavo di trovare un mondo così capovolto, invece in realtà l'ho trovato, perché vivono in
sistema completamente diverso. Basti pensare che più si scende verso il polo, quindi più si scende verso sud, e per sud intendo veramente verso la fine del mondo. Infatti questo viaggio è caratterizzato da questo obiettivo, da questa sensazione di pedalare verso la fine del mondo. Quindi più andiamo a sud e più diminuiscono le unità abitative, la popolazione è molto sparpagliata sul territorio, quindi vivono in situazioni isolate e i servizi primari vengono a mancare. Ad esempio la rete idrica, la rete elettrica, però riescono sempre a vivere tranquillamente. Ecco, questo mi ha impressionato molto, che sono comunque sempre contenti, hanno sempre il sorriso, magari nascondono sicuro, anzi lo fanno, dei problemi anche semplicemente quotidiani di approvvigionamento, perché quella zona è servita solo dalla carretera Austral, che è la strada sterrata che abbiamo percorso noi, e non ci sono altre vie di comunicazione, pertanto anche approvvigionarsi non è così semplice, cioè devono fare delle scorte e tra una città e l'altra ci sono centinaia di chilometri. Un'altra cosa, Marco Davilla, l'importanza anche di conoscere un mondo diverso. Prima si parlava, si ha poco, ma si vive bene, si è tranquilli, questa tranquillità, questo sorriso che a noi manca. Noi siamo sempre più chiusi, abbiamo di tutto e di più perché dobbiamo dire la verità. Eppure ci manca qualcosa, un qualcosa che abbiamo perso, e chissà se i giovani ritorneranno, proprio il contatto con la natura, con l'ambiente, ecco, la pulizia dell'ambiente, l'inquinamento, là che inquinamento c'era? Ma lì inquinamento direi che sinceramente non l'abbiamo visto, perché il colore meraviglioso dei laghi e dei fiumi è dato proprio dal fatto che... Vediamo le foto se potete, grazie, perfetto, prego. Che cosa stiamo vedendo? Ma questo è un altopiano che c'è più o meno a metà della carretera Austral, fatto di queste grandissime distese di prati dove, a differenza di quello che si può pensare, non ci sono coltivazioni e non ci sono nemmeno grandissimi allevamenti di bovini. Infatti si vede la foto che non è che nemmeno in lontananza non si vedono, sono grandi prati che rimangono tali, e questo permette alla natura di respirare e di essere effettivamente vera come noi non siamo abituati. Cioè l'aria che si respira pedalando è un'aria completamente diversa da quella che posso respirare pedalando qui nelle nostre zone. Basta guardare questa foto, cioè sono queste strade sterrate lunghissime con la montagna davanti, e appunto qui dicevo ci si emoziona perché sei da solo con la tua bici, l'unico rumore che senti, se non è il tuo compagno di viaggio che chiacchiera, è il rumore che fanno i sassi sotto la ruota, quindi è davvero emozionante, è una grande avventura anche con se stesso. Eppure si parlava anche con Marco Oss, l'importanza della tecnologia. Voi avevate questi nuovi strumenti, nuovi cellulari di ultima generazione che vi permettono sempre di essere a contatto anche col vostro mondo, che non è quel mondo là. Magari si prendeva meglio là che no qua, e faccio fatica ad arrivare ecco, sul Montello, a collegarmi col Montello, oppure su un ospedale, e magari invece la grande tecnologia poi in questi viaggi serve. Beh, la grande tecnologia serve soprattutto per tenere un legame con chi sta a casa o comunque con il mondo che siamo abituati a vedere. Personalmente ne ho fatto un uso direi limitato, perché ho voluto approfittare di questa esperienza che alla fine è durata un mese. Vero? Esatto, e quindi ho cercato di non essere troppo social, al di là del necessario, soprattutto per sostenere il programma Advar con la pagina dedicata a quell'evento di solidarietà. La tecnologia sì, è servita per parlare con la famiglia fondamentalmente, e siamo stati fortunati che quasi sempre abbiamo avuto la possibilità di usufruire di un collegamento via satellite, perché la linea GSM cellulare non è che ci sia sempre, però lì hanno le parabole e mettono a disposizione le loro credenziali di accesso perché si possa parlare. Si sentiva bene, avvocato? Ma devo dire assolutamente sì. Avete capito come funziona? Allora andiamo a vedere anche questo For Life Advar, che è importante capire dove può arrivare la solidarietà, in quale forma, anche con un bellissimo viaggio.
avvocato dalla Villa, la solidarietà per un viaggiatore, perché il viaggio che mi aiuta anche ad aiutare a sostenere questo fiore all'occhiello che abbiamo la fortuna di avere a Treviso, che è l'ADVA, che ho anche invitato, che conosco molto bene, ho anche fatto parte, perciò capisco l'importanza di supportare questa meravigliosa realtà che abbiamo. Prego. Ma che cos'è la solidarietà per un cicloviaggiatore? È una domanda difficile, perché in realtà molti cicloviaggiatori, e io mi ci metto per primo, affrontano queste avventure per loro stessi e lo fanno quindi con uno spirito abbastanza autonomo. Nel nostro caso sono stato coinvolto dal mio amico Marco in questo progetto che indubbiamente ci ha dato un po' una spinta in più, perché sapere che dietro di noi c'era questo progetto da portare a termine ci ha dato quella forza di volontà maggiore per pedalare con più forza, perché c'era il programma di adottare i nostri chilometri sotto forma di donazioni benefiche all'ADVAR, e quindi eravamo mossi: più chilometri facciamo ogni giorno, più possiamo dire oggi abbiamo fatto 100 chilometri, adottatene 100, e questo contribuiva, no, ad aumentare la raccolta, e quindi è stato un elemento che ha caratterizzato il nostro viaggio sicuramente. Allora, noi qui parliamo molto di giovani e di diversamente giovani. Lei che ha visto queste realtà in Patagonia, come ce le può raccontare? Chi sono i giovani e i diversamente giovani e come vivono in questi paesi dove giustamente, spiegava lei, c'è pochissimo, ma soprattutto c'è la tranquillità, c'è un rallentamento che noi qua non riusciamo a vedere, si va tutti lenti. Sì, beh, i giovani sono giovani simili in tutte le parti del mondo, quindi anche in Patagonia devo dire che i ragazzini giocano a calcio sulle strade. La differenza è che intanto loro possono giocare a calcio sulle strade, probabilmente i nostri ragazzini ormai no, una volta sì, ma oggi no, però di base quando vedi i ragazzi giovani capisci che la gioventù è una caratteristica uguale un po' in tutte le parti del mondo, e questo è bello sicuramente da vedere, perché fa capire come alla fine, al di là che io sia italiano o loro sono cileni, siamo comunque la stessa identica cosa, no? come persone. I diversamente giovani sono indubbiamente giovani per la vita che conducono, quindi sono diversamente giovani, belli tosti e robusti, che affrontano inverni anche a meno 20, meno 22, ci hanno raccontato, e tieni conto che non hanno il riscaldamento. Qui stiamo vedendo la foto, in effetti, prego. Sì, questa è la foto finale dell'arrivo a Villa O'Higgins, che è il termine della Carretera Austral. Qui la strada sterrata finisce sulle rive di un lago, oltre non si va. Un'altra cosa, avvocato, lei ha viaggiato molto, qual è il paese che l'ha colpita di più e la popolazione che le è rimasto più impresso? Ecco, che messaggi e che emozioni ha provato, ecco, nel vedere queste popolazioni che magari noi non neppure immaginiamo, che sono alla fine del mondo, nel vero senso della parola. Ecco, cosa rimane quando si ritorna, quando si ripensa a questa realtà? Io vivo qua, torno nel mio paese, che problema ho? Eppure là ho visto quello che veramente è il mondo, nel vero senso della parola. Ma allora, mi ha colpito molto la fierezza dei cileni che abbiamo incontrato lungo la strada, in particolare quelli della parte più a sud, quindi la parte più isolata, perché noi siamo partiti da Puerto Montt, che più o meno è a metà Cile, quindi Cile centro, e Puerto Montt è una cittadina industriale, quindi lì le caratteristiche sono davvero riconducibili un po' anche alle nostre città, ma come dicevo prima, scendendo, andando più isolati, la popolazione comincia a farsi diversa. In loro ho visto, nonostante la durezza della vita, una grande dignità, una grande fierezza e una gran voglia anche di darsi da fare. Poi è indubbio che affrontano la vita in un modo che qui a me piacerebbe, ma è impensabile, cioè massima rilassatezza. Cioè loro non vanno mai in stress, devi essere disposto ad aspettare un quarto d'ora per avere
il tuo caffè oppure una mezz'ora come ci è successo per avere un piatto di patatine, perché fanno tutto espresso e lo fanno con calma, però lo fanno col sorriso, lo fanno canticchiando. La signora tagliava le patate canticchiando davanti a noi. Quanto buone erano quelle patate, avvocato? Beh, considerando che avevamo fatto più di 100 km in mezzo alla polvere, le abbiamo trovate squisite. Sì, assolutamente sì. Un'altra cosa importante da capire, ecco, questi collegamenti, ecco, lei ha viaggiato molto, aeroporti, ferrovie, ecco, cosa ci racconta? Come sono questi collegamenti? Come ci si fa ad arrivare? È molto faticoso, problematico, oppure ci sono dei collegamenti eccezionali? Beh, allora, il viaggio aereo per andare in Patagonia cilena non è un grosso problema, ci sono le compagnie che servono il Sud America ed è semplice organizzare il viaggio di per sé. Una volta arrivati lì bisogna calarsi in quello che è lo spirito patagonico, così si dice, cioè lasciarsi trascinare dagli eventi, perché la carretera australe è una cosiddetta ruta bimodal, cioè in due modalità. C'è la strada che puoi percorrere in fuoristrada, in moto, da enduro o in bici, e poi però ci sono dei fiordi da attraversare, si fanno con dei traghetti. Ecco, i traghetti, c'è una sorta di approssimazione cilena, cioè possono partire a un orario così come a un orario completamente diverso. Tu arrivi e magari devi essere disposto ad attendere parecchio tempo, anche il giorno dopo. E questo mi ha particolarmente colpito, perché i cileni che si spostano, come dicevo, per centinaia di chilometri da una città all'altra, arrivano con la loro macchina, formano delle lunghissime code, ma poi se ne stanno lì a aspettare il traghetto, perché magari quel giorno c'è troppo vento nel fiordo, il traghetto non parte, stanno la notte e partono il giorno dopo. Ma tranquilli loro, non è come da noi qui che siamo per un niente, siamo stressati. No, abbiamo visto che si attrezzano, preparano dei piccoli campeggi mentre sono parcheggiati e poi tra di loro cominciano a bere il mate, che è questa bevanda tipo un tè energetizzante che bevono, va molto di moda nel Sud America, chiacchierano tra di loro e coinvolgono un po' tutti. Anche noi siamo stati coinvolti in questo senso, perché a proposito di imprevedibilità non ci sono cartelli che avvisano dei lavori. Noi siamo arrivati in un punto, la carretera, che è l'unica strada, è stata chiusa per 4 ore e mezza, quindi siamo rimasti 4 ore e mezza fermi e mescolandoci con questa gente che ci ha un po' accolto, dandoci anche sostegno sia alimentare che di conforto, perché star fermi 4 ore senza saperlo è dura era per noi. Dura, per noi sì. Senta, avvocato, lei è anche avvocato, burocrazia, leggi, qui ogni giorno ne sentiamo una di nuova. Ecco, quando si entra in questi paesi, ecco, i permessi, ecco, cosa serve? Come vede la situazione? Loro vivono un altro mondo, cioè non c'è niente da fare, la tecnologia, tutto quello, ecco, la sanità, ecco, come si curano, cosa ci racconta? Beh, dal punto di vista burocratico problemi non ce ne sono, il Cile è un paese tranquillo per fortuna, quindi è anche un paese sicuro, perlomeno nella parte centro-sud, noi lasciavamo le biciclette con tutta l'attrezzatura sopra incustodite mentre facevamo magari una sosta o un po' di spesa al supermercato. No, nessuno tocca niente, assolutamente no. Scusa avvocato, come in Italia, vero avvocato? No, diciamo che se fai un cicloviaggio in Italia, un lucchetto di quelli importanti è meglio portarlo con sé. Lì questo non è servito assolutamente. Dal punto di vista sanitario mi fai una domanda che tocca un argomento che mi ha colpito molto, cioè io ospedali ne ho visti 2 e abbiamo percorso 1200 chilometri. Difatti la mia preoccupazione, lo dicevo sempre al mio compagno Marco, era andiamo piano, perché se qua cadiamo e ci sloghiamo un polso, chi ci viene a prendere? Perché effettivamente quello non so come possano affrontare o vivere l'idea, ma credo che sia parte di loro, che se si fanno un banale taglio o anche un incidente domestico si devono arrangiare fondamentalmente. Si curano da soli, il fai da te regna sovrano in quei paesi. Sì, il fai da te regna assolutamente sovrano. E il paese dove ritornerebbe più volentieri? Lei ha viaggiato molto, proprio che sente questa voglia di ritornare, qual è, avvocato?
Beh, dicono che la Patagonia sia un po' come l'Africa, e cioè ti lascia dentro questo tipo di nostalgia. Oggi la risposta non può che essere Patagonia. Sto già organizzando il 2027, in effetti. Ecco, avete visto che la domanda è arrivata giusta. La domanda è arrivata giusta, La sì. domanda è arrivata giusta. E cosa dicevano queste persone, ecco, quando voi appunto fate questi scambi? Ecco, l'accoglienza l'abbiamo sentita, un popolo tranquillo, ma cosa dicono queste persone? Ecco, cosa chiedono, cosa sono curiosi? Sì, beh, sono curiosi innanzitutto di sapere da dove si proviene, perché sono abituati sì a vedere turisti ovviamente un po' da tutte le parti del mondo, però rimane questa curiosità di sapere da dove arrivi, da dove non arrivi, che cosa fai nella vita, e alcuni ci hanno anche chiesto perché eravamo lì, perché comunque non è che ci siano, e questo mi ha un po' sorpreso, centinaia di ciclisti che percorrono la carretera Austral, non siamo stati tantissimi lungo la via, quindi una delle domande era perché fate questa cosa in bici e siete disposti ad affrontare queste fatiche quotidiane. E lì era bello perché ci si raccontava un po' poi la vita di ciascuno. E la voglia loro di partire, avvocato, di vedere altri mondi, altre realtà, i giovani? Io questo non l'ho sinceramente percepito, Ecco. Credo che stiano bene anche dove sono, comunque non si pongono il problema. Cioè, Non si rendono neanche conto? No, non si rendono neanche conto. Alcuni locali ci hanno raccontato di avere i figli all'università o comunque alle scuole superiori che ci sono solo nella parte nord del Cile, quindi vuol dire per loro, il Cile è un paese lungo 4.000 km, quindi vuol dire mandarli a scuola, all'università, più di 2.000 km da dove vivono, e questa è la loro grande avventura anche dei giovani, cioè partono dal paesino tipo Villa O'Higgins che abbiamo visto prima e si ritrovano, che so, a Santiago del Cile, nella grande metropoli. Dicono che noi, si dice, abbiamo le montagne più belle del mondo, qui vediamo delle montagne spettacolari, meravigliosi, tanto è vero che l'hanno emozionato, avvocato. Ecco, c'è sempre, ognuno ha il proprio mondo, possiamo dirlo, la propria bellezza. Ognuno ha il proprio mondo e la propria bellezza. Noi abbiamo le Dolomiti e guai chi me le tocca perché sono innamorato delle Dolomiti. Certo è che le Ande della Patagonia sono dei monti che comunque ti entrano dentro e ti fanno un bel confronto con le nostre montagne. Sì, ognuno ha la propria natura e il fatto è che loro hanno una natura selvaggia, dove per selvaggio non si deve intendere pericolosa, ma una natura che è rimasta come dovrebbe essere, cioè incontaminata, pura, pulita, l'aria che si respira sembra quasi che non abbia un odore, perché in effetti non ce l'ha. O se non ha l'odore della natura, è talmente pura, noi non siamo abituati a questo assolutamente. Allora ci diceva che avete programmato insieme a Marco Oss il 2027, ecco, questa voglia di viaggiare, di riprendere il cammino, sempre per portare anche solidarietà. Porterete solidarietà anche nel prossimo viaggio, cercate sempre di supportare, ecco, la solidarietà anche con questi viaggi incredibili, biciviaggi, perché voi girate in bicicletta, l'importanza della bicicletta in questi posti, avvocato. Beh, allora la bicicletta è uno strumento meraviglioso per conoscere nuovi territori e nuove popolazioni, perché questo viaggiare lenti, dove per viaggiare lenti intendo che in una giornata si fanno sì parecchi chilometri, però li si percorrono con tranquillità. Quanti chilometri facevate di media al giorno? Avevamo una media di un centinaio di chilometri per rimanere all'interno delle tempistiche che ci eravamo dati, però sinceramente la prossima volta farò ancora in modo più dilatato per essere ancora più immerso proprio nel territorio e nel contatto con la popolazione. Avvocato, se dovesse scrivere un libro su questo viaggio, ecco, che titolo metterebbe su questo libro? Ma allora, personalmente, visto che per me così è stato, potrei intitolare il viaggio
Patagonia, realizzazione di un sogno, perché andare a pedalare in Patagonia è un sogno che mi portavo con me da diversi anni. Ma come mai la Patagonia, avvocato? Perché diciamo proprio ai confini della realtà, come mai la Patagonia? Cosa attirava l'avvocato da Villa la Patagonia, questo paese lontanissimo? Beh, perché la Patagonia, in particolare la carretera australe in Cile, così come la parte argentina della Patagonia, è una meta ambita dai cicloviaggiatori. La strada carretera austral non ha molti uguali nel mondo, cioè questi 1200 km, più della metà sterrati, che ti portano verso il polo, quindi verso la fine appunto del mondo. Non ce ne sono molte altre di strade del genere, quindi è una grandissima attrattiva la Patagonia in questo senso. E poi perché comunque, così come può succedere viaggiando in alcune parti dell'Asia o dell'Africa, lì c'è la certezza di trovare, come abbiamo detto, questa natura che si vede anche nelle foto, praticamente incontaminata. Certo che c'è un cielo di un azzurro incredibile, avvocato, è un azzurro che forse qua non riusciremo mai a vedere. Lì il cielo era meraviglioso, e non ti dico la notte, quando uscivamo magari un attimo fuori dalla tenda o dall'alloggio dove eravamo, cioè le stelle così non le ho viste, e devo ammetterlo, nemmeno in Dolomiti. Cioè, questo panorama di stelle, non essendoci inquinamento luminoso, qui si fa fatica a trovare. Ma lì era incredibile uscire la sera, veramente incredibile. E una sensazione di paura l'ha mai avuta, avvocato? Un certo timore, qualcosa che magari la fa un po' impaurire, oppure proprio si stacca la spina, si vive la realtà quotidiana e vai? Ma ero partito con un po' di timori, ma credo sia normale, perché comunque la realtà non la conoscevo. Poi alla fine sensazione di paura sinceramente no, non ne ho mai avute, e ho avuto grande serenità per tutto il mese che siamo rimasti lì. Proprio mi ha cambiato il modo di affrontare le giornate e il modo di sentire anche me stesso, quindi grandissima serenità, paura direi di no. Avvocato, dopo questo viaggio appunto con Marco Oss, le piacerebbe ancora tornare con Marco, con una persona, oppure sarebbe bello andare in diverse persone? Ecco, il viaggio in solitario oppure il viaggio in compagnia? Ma allora, io sono un solitario di natura, chi mi conosce lo sa, affronto diversi cicloviaggi in autosufficienza da solo, ma questo perché è la mia natura. Dopodiché con Marco mi sono trovato molto bene, e un viaggio del genere da soli forse non è il caso di affrontarlo, però nemmeno in troppi, perché le esigenze anche logistiche portano a consigliare di essere in 2-3, secondo me è il numero ideale per godersi questo viaggio, anche perché deve essere un viaggio un po' intimo con se stessi. Se sei in un gruppone di decine di persone perdi un po' anche questo aspetto di voler essere il un viaggio po' da non solo. In solitaria, vero avvocato, ma in 2, in 3 magari al massimo, ecco, si può fare. Secondo me sì, è un modo per viaggiare sia in compagnia sia soli con se stessi. E con queste belle parole che ha detto l'avvocato Marco Davilla, questo viaggiatore, ecco, un po' giornalista, abbiamo visto, la prossima volta porti più video però, bene, avvocato, certo. Perché i video sono importanti, sono bellissimi. Noi diciamo buon viaggio a Marco Davilla, questo viaggiatore anche in solitaria. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno, e noi ci vediamo domani mattina. Abbiamo speso quasi 3.000 euro in un mese. Dove andiamo? Dove andiamo? Chiedeva Bruna, 76 anni, malata oncologica. Lei da Rosà costretta a curarsi a Trento, ma ancora in attesa di una data per una risonanza da parte dell'ULSS 7. Senza quella data il tempo si ferma, ma la malattia no, così come non si fermano il dolore e le spese che Bruna deve sostenere. Dove andiamo? Chiedeva. La strada per curarsi è lunga, ma intanto siamo andati noi da lei, perché le braccia tese di Bruna potessero finalmente trovare un abbraccio, un aiuto.
Solo chiedo a Mirella e Rete Veneta che guardo sempre, sempre. Quello mi rilassa e mi sento un po' sono ancora una cristiana. Un grazie commosso che commuove Rete Veneta e la nostra Mirella Tuzzato, che ha raccolto la voce bagnata dalle lacrime di una famiglia che adesso non lotta più da sola contro la malattia. Una storia di cuore, ma soprattutto di dignità. Il fatto di quello che non credevo che facesse. Vabbè, l'importante è che stai vicino a Bruna. Dai un bel basetto a Bruna, dai un bacio a Bruna, dai un bacio. Oh là, così mi piace. Ecco, capito? La coppia più bella del mondo. Dove andiamo? Chiedeva Bruna. Adesso quegli occhi luccicano di speranza, una nuova speranza e di consapevolezza che lei e il marito non sono soli. C'è l'abbraccio dei Veneti, di Rete Veneta e di Mirella. Questo è l'assegno della grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta che ti ha conosciuto perché hai avuto il coraggio di chiamare, di far sentire la tua voce, non cosa facile, con i problemi che hai. Però Bruna te l'ha fatta, a Mirella si rivada. Ma non si arriva solo a Mirella, si arriva anche tutta la famiglia di Sveglia Veneti perché mi sono qua, ma sono tutti che ti abbracciano. E adesso avanti, perché la strada da fare assieme è ancora tanta, da Rosà a Trento, senza più attese, si spera, senza più la paura di non farcela. Eccoci qui, siamo arrivati a Quinto di Treviso dalla famiglia Mangraviti. Ciao Silvestro. Sono operaio delle ceramiche di Treviso. Fino a marzo del prossimo anno ho la cassa integrazione. Cassa integrazione che non mi viene assolutamente retribuita. Quanti mesi è che non vedi questa busta paga? Questo è il quarto mese. Che non vedi neanche un soldo? Senza contare gli arretrati che ho. Quando vedo dei datori di lavoro che vedono il proprio operaio e abbassano la testa. Un cellulare più determinato, l'MP3 che costa di più, un televisore nuovo. Cioè ti mancano queste cose che vedi che magari i tuoi amici le hanno? Io sono sicura però arriveranno queste cose, magari un po' più avanti ma arriveranno. Cosa dici? Tutto per farle arrivare. Ecco, senti cosa ha detto il tuo papà. Bene, allora andiamo in casa Mangraviti. Non mollare mai e andare soprattutto se si hanno bambini, preciso, andare sempre avanti, sempre. Questo è l'assegno che Rete Veneta ti consegna. Grazie. Io vi ringrazio. Non ho parole. Cosa vuoi dire a questi telespettatori che fanno queste cose? Perché sono loro, sai. Un grazie e spero che riescano a farlo anche per altre persone, non solo per me. Ecco. Cosa farai con questi soldi? Dico la verità, pagherò l'affitto. Visto che ne ho tanti arretrati, pagherò l'affitto e li terrò per l'affitto, non mi vergogno a dirlo, li terrò per l'affitto.